Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di giovedì 5 giugno. Partiamo dalla Padania che, come gli altri quotidiani di oggi, apre con le questioni relative al Mose, gli arresti. L'acqua alta, titola la Padania, con il simbolo del PD che è sommerso dalle acque sullo sfondo della città di Venezia. Tsunami a Venezia, raffica di arresti per il Mose, il sindaco Orsoni, PD ai domiciliari, 600.000 euro per la campagna elettorale e l'accusa. Richiesta di arresto per l'ex governatore ed ex ministro di Forza Italia Giancarlo Galan, 1 milione all'anno a lui per l'ok all'opera, è sempre l'accusa. Commenta il capogruppo della Lega al Senato e candidato sindaco a Padova Bitonci: Renzi venga a Padova a rottamare Ivo Rossi, il vice sindaco di Padova in corsa anche lui per diventare sindaco della città e concorrente naturalmente al ballottaggio di domenica di Bitonci. Perché Bitonci fa questa affermazione? Cerchiamo di vederlo subito. Perché, dice il candidato sindaco della Lega, il candidato del centro-sinistra Ivo Rossi è legato a doppio filo con le persone arrestate nell'inchiesta Mose. In manette sono finiti infatti i consulenti più importanti della giunta padovana, Zanonato, poi diventò ministro come tutti sanno, e Rossi, appunto, l'attuale sfidante di Massimo Bitonci. Sfido Renzi a venire a Padova nonostante la tempesta giudiziaria che ha investito il PD Veneto e rottamare il candidato sindaco Ivo Rossi, che rappresenta la casta che il premier dice di voler combattere ed è anche indirettamente coinvolto nell'inchiesta sul Mose, visto che i suoi principali consulenti sono stati arrestati, dice Massimo Bitonci, candidato sindaco di Padova per la Lega. Il riferimento di Bitonci è all'arresto di Roberto Meneguzzo, amministratore di Palladio Finanziaria e consulente della giunta di Padova, prima Zanonato, poi Rossi, per il finanziamento del megaprogetto dell'ospedale. Ma Bitonci fa riferimento soprattutto alle manette per Francesco Giordano, dello studio Giordano, consulente del comune di Padova, per la contestata fusione Acegas-APS con la multi-utility bolognese Hera. Una fusione, dice Bitonci, che per noi è sempre stata sospetta e sulla quale ora l'arresto di Giordano getta una luce ancor più inquietante. Perciò, subito dopo il voto, mi impegno a realizzare una commissione di inchiesta che faccia chiarezza su questa vicenda. Il sospetto è che la fusione faccia parte di una manovra che, sotto la regia del PD, abbia portato Zanonato alla poltrona di ministro e Ivo Rossi a quella di sindaco. Per Bitonci il collegamento tra gli arrestati e il candidato sindaco, che è vice sindaco, poi divenuto sindaco appunto dopo che Zanonato è andato a fare il ministro del centro-sinistra, il collegamento tra gli arrestati e il candidato Ivo Rossi è a doppio filo. Inutile che Rossi cerchi di sviare l'attenzione lanciando accuse infondate al presidente della regione Veneto. La realtà è che il PD Veneto, di cui lui è esponente di spicco, è stato decapitato. L'arresto del sindaco di Venezia Orsoni è clamoroso. È un'icona della sinistra veneta, grande socio di Rossi in un progetto da noi sempre contestato come la PA3V, la città metropolitana che unirebbe Padova, Treviso, Venezia. In cella è poi finito anche Gianpietro Marchese, che è il tesoriere del PD Veneto. Perciò, dice Bitonci, chiediamo a Rossi di ritirarsi dalla competizione elettorale, anzi speriamo che nei prossimi giorni arrivi in città il premier Renzi, che sia coerente e si decida a rottamare anche Rossi. Ma non c'è solo l'inchiesta, conclude Bitonci, a squalificare il candidato del centro-sinistra. Rossi risulta essere dipendente del Ministero del Tesoro, osserva ancora Bitonci, e percepirà la pensione pur non avendoci praticamente mai lavorato, essendo da anni in aspettativa perché consigliere regionale e poi comunale. Un vero esponente della casta. Questo su Padova, per fare un focus diverso da quelli che troveremo sugli altri giornali. Intanto, sempre in prima pagina sulla Padania, 80 euro, ma non per tutti, le famiglie restano ancora escluse, ma sulla questione degli 80 euro è calata una bastonata della Corte dei Conti, come vedremo dopo. È un palliativo, dice la Corte dei Conti, a proposito degli 80 euro, la pressione fiscale è il vero problema. Mentre, sempre dal primo piano della Padania, Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, costruiamo insieme un centrodestra che riparte dalle idee. L'intervista è di Iva Garibaldi. E infine, soprattutto, ancora uno sforzo per arrivare a 500.000 firme. Sabato 7 e domenica 8, gazzebata conclusiva per firmare i 6 referendum. Si è chiusa la raccolta nei municipi, si può ancora firmare
ai gazebo. Informazioni 0266 234 234 o il sito internet vieniafirmare.org e naturalmente anche il sito leganord.org. A pagina 2, mazzette sul Mose, tsunami a Venezia, in manette sindaco PD, a lui Orsoni 600.000 euro per la campagna elettorale e l'accusa e richiesta d'arresto per Galan, Forza Italia, 1 milione all'anno a Galan per l'ok all'opera. Spartizione di risorse tra destra e sinistra, dice il procuratore aggiunto veneziano Carlo Nordio, come Tangentopoli. Il commento di Salvini è terribile, l'inchiesta riguarda non solo politici ma anche ex uomini della questura, della Guardia di Finanza, cooperative e imprenditori, cioè quasi un pacchetto completo, dice il segretario leghista commentando la raffica di arresti dell'inchiesta sul Mose di Venezia. Rispondendo a chi sostiene che il blitz è arrivato a pochi giorni dai ballottaggi, Salvini risponde invece che quella veneziana non è un'inchiesta a orologeria. La vicenda del Mose e le altre inchieste di queste settimane dimostrano che gli appetiti non si fermano mai. La mia piccola consolazione, osserva Salvini, è che nella vicenda Expo non c'è nessun leghista e in questa del Mose metto la mano sul fuoco sull'estraneità di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Non penso sia un'inchiesta a orologeria. Quando si arrestano 35 persone ci saranno elementi certi. Nessuno poi ha pensato che il Nord fosse immune da episodi del genere. Questa gente va dove ci sono i soldi e quindi dove c'è il Mose, le paratie sul lago di Como, la TAV, i quattrini. Bisogna essere impietosi. Se è vero che quello che viene rilevato, tutti devono essere mandati via. Il presidente della Regione Veneto Zaia, sempre dalla Padania, pagina 3, io estraneo, scenario inquietante, si è passato ogni limite. L'opposizione chiede le mie dimissioni. Non c'è niente che mi riguardi, mentre sono stati arrestati 2 esponenti di spicco del PD e la Regione Veneto, dice Zaia, si costituirà parte civile. Sulle dighe mobili che salvano Venezia, il Mose, 50 anni di storia, 5 miliardi e mezzo spesi, l'idea di un sistema per isolare Venezia e la laguna dal mare nasce dopo l'acqua alta del 66, nel 2003 il via ai cantieri. Pronti nel 2016, intanto Galan parla di accuse inverosimili, mi difenderò, e Orsoni promette azioni legali contro chi mi diffama, dice il sindaco di Venezia. Sempre poi dal primo piano della Padania, cambiando argomento, la Lega è all'inizio di una grande rimonta con forti spazi di manovra, il titolo dell'intervista a Filippo Busin, parlamentare vicentino della Lega, che tocca però anche l'argomento del Mose, l'opera deve andare avanti, un'infrastruttura vitale per il Veneto. Quel che è successo è un effetto distorsivo del centralismo. Intanto altri sbarchi in vista, l'Unione Europea finanzia invece i respingimenti di clandestini in Spagna, non si ferma l'ondata di clandestini, governo italiano, dice la Lega, zimbello dell'Unione Europea. La stessa polizia ha battezzato lo sbarco dei pregiudicati, quello del 1 giugno a Pozzallo, Ragusa, a bordo magrebini già condannati che rientravano in Italia confondendosi in mezzo agli altri. E poi c'è una questione sulla quale la Lega ha attirato l'attenzione, a pagina 7 della Padania, una semplice circolare introdurrà lo ius soli, cioè il diritto di cittadinanza per il semplice fatto di essere sul territorio. Alfano smentisca oppure si dimetta. Il sottosegretario agli interni Manzione del PD ritiene possibile equiparare i profughi agli apolidi con una semplice norma interpretativa, cambiando così in silenzio le regole sulla cittadinanza. Con una mossa a sorpresa, il Ministero dell'Interno introduce lo ius soli. A darne notizia senza mezzi termini un articolo del Sole 24 Ore ripreso immediatamente dal sito del Partito Democratico. La novità è che si tratterebbe di un primo provvedimento destinato solo ai figli dei rifugiati, assunto però non in forza di legge, ma di uno semplice regolamento. Nell'attesa di una legge problematica da fare in Parlamento in tempi brevi, sarebbe una rivoluzione. Trappole e cavilli politici salterebbero fuori ovunque. Il clima politico però è cambiato dopo le elezioni europee, nota il Sole 24 Ore, che dà conto di come martedì alla Camera ci sia stato un convegno dell'Associazione Nazionale Funzionari Civili dell'Interno sul diritto d'asilo. Alla fine del dibattito la novità è stata annunciata dal sottosegretario all'Interno Manzione, in pratica il successore di Cécile Kyenge, perché ha la delega all'immigrazione. Stiamo mettendo a punto una circolare interpretativa, ha detto il sottosegretario, ormai quasi pronta per riconoscere la cittadinanza italiana a coloro che sono figli di chi ha ottenuto la protezione internazionale.
sia per chi goda dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria. Forte dell'esperienza di magistrato e giurista, Manzione sta preparando, spiega il Sole 24 Ore, la circolare estendendo il diritto alla cittadinanza per i figli di chi ha protezione internazionale, in analogia al riconoscimento che ora già spetta ai figli degli apolidi. Per i genitori resta invece l'iter ordinario. Alfano smentisca oppure si dimetta, dice la Lega. Sempre poi dal primo piano della Padania, Salvini sulla Rai e il piano Renzi, così rischia la libera informazione. Siamo pronti a incontrare giornalisti e sindacati per trovare una soluzione alla vicenda Rai, pur ribadendo la nostra battaglia contro il canone tassa occulta e ingiusta e sostenendo la necessità di una seria privatizzazione e snellimento del servizio pubblico. Pensiamo che la via d'uscita non è quella di Renzi, ovvero ammazzare le testate regionali e la libera informazione. La Rai deve essere riformata, ma attenzione a fare favori più o meno occulti a qualcuno con l'alibi della privatizzazione, dice Salvini. E a pagina 9 c'è l'intervista a Giorgia Meloni. Costruiamo insieme un centrodestra che riparta dalle idee e non dalla leadership, dice la leader di Fratelli d'Italia. Con la Lega ci siamo trovati sul terreno di una critica all'Europa delle tecnocrazie, nella lotta contro una politica monetaria sbagliata e per l'uscita dall'euro. Con Salvini ci siamo confrontati su quali debbano essere le questioni attorno alle quali ricostruire un centrodestra polverizzato, dice Giorgia Meloni alla Padania. Non mi rassegno a un finto bipolarismo tra due forme di avanspettacolo, Renzi-Grillo. Credo che il centrodestra debba ripartire dai contenuti. Non è solo questione di leadership, ma di metodo e di merito. Oggi ci sono partiti che sono all'opposizione, coerentemente, altri che stanno direttamente al governo, altri che fiancheggiano il governo di centrosinistra. Bisogna tornare alla coerenza delle idee, al contenuto prima del contenitore. Abbiamo visto troppa tattica. I temi in comune con la Lega: la critica all'Europa delle burocrazie, tecnocrazie e grande finanza, che ha cancellato l'Europa della civiltà, identità, solidarietà, sovranità e diritto dei popoli, la lotta contro una politica monetaria sbagliata, la lotta per l'uscita dall'euro, il tema dell'immigrazione. Poi ci sono temi che ci separano. Noi siamo il partito della nazione, della patria. A livello parlamentare, dice ancora Meloni, sulla proposta nostra contro le pensioni d'oro per aumentare le pensioni minime abbiamo trovato soprattutto la solidarietà della Lega. Poi c'è la questione delle riforme proposte da Renzi, la nostra critica è uguale a quella della Lega, il presidenzialismo da introdurre, la legge elettorale che così non va, la proposta Renzi-Berlusconi ci restituisce parlamentari nominati, liste bloccate, segretari di partito che decidono tutto, e la riforma del Senato che non funziona, abolire l'eleggibilità. Così i partiti nominano anche i senatori oltre che i deputati, non va bene. Sui referendum della Lega sono d'accordo con quelli sull'immigrazione clandestina e il ripristino del reato, sul tema della prostituzione e sul tema dei reati d'opinione, legge Mancino. Firmerò per questi quesiti, dice Giorgia Meloni. E adesso lasciamo la Padania con l'ultima segnalazione, ne abbiamo parlato ieri, lo studio condotto dal professor Marzio Barbagli dell'Università di Bologna sull'immigrazione e il crimine, Italia criminale, boom di furti e rapine, autori clandestini. Il 63% delle persone denunciate per borseggi sono stranieri, il 54% di quelle indagate per furti in casa sono stranieri. A pagina 13 poi c'è l'impressionante... No, prima ancora c'è un servizio da segnalare di Gianluca Savoini su Marine Le Pen che sfida Obama. Basta provocare la Russia, è contro i nostri interessi, dice la leader del Front National francese, che chiede anche all'Ucraina di mettere fine al bagno di sangue, il tutto occultato dai media europei. E poi dicevo l'impressionante lista degli impegni per la giornata di oggi del segretario federale Matteo Salvini. Si inizia alle 9:30 stamani, incontro con la cittadinanza a Cusano Milanino in via Matteotti, angolo via d'Azeglio al Mercato, alle 11:30 a Giussano, Monza e Brianza, in via dei Certosini in piazza Roma, e poi il Veneto nel pomeriggio. Alle 14:15 Matteo Salvini in conferenza stampa a Montecchio Maggiore presso il Bargolini in piazza Marconi. Alle 15:15 incontro con la cittadinanza ad Arzignano, Vicenza, al centro ricreativo anziani in Cazzavillan 12. Alle 17 a Preganziol, Treviso in via Roma 2, alle 18 a Paese, sempre nel Trevigiano in via Roma, alle 19:30 a Porcia, Pordenone, presso La Pieve in via Cristoforo Colombo 35, località Palze. Alle 21 comizio elettorale a Vittorio Veneto, Treviso in piazza Giovanni Paolo I. Lasciamo appunto la Padania adesso per andare a dare un'occhiata alle prime pagine
degli altri quotidiani. Il Corriere della Sera apre ovviamente con la rete su Venezia, la rete di politica e affari, è il titolo principale. I pubblici ministeri dicono a Galan 1 milione all'anno. Fondi illeciti, arrestato il sindaco. Manette per 35, erano asserviti per anni al gruppo criminale. Lavori per le dighe mobili anti-acqua alta, accuse anche a un giudice e a un ex generale della finanza. Al sindaco di Venezia è dedicato l'articolo di Marco Imarisio, il professor Orsoni, sindaco del PD, un professore col maggiordomo che ora imbarazza il Partito Democratico, professore cattolico con palazzo nobiliare e maggiordomo, e il sindaco successore di Cacciari e Costa. Mentre Gian Antonio Stella mette in primo piano la sua domanda: basta sdegno e chiacchiere, ma quando dichiariamo guerra alle mazzette? La domanda di Gian Antonio Stella trova una piccola risposta in prima pagina sul Foglio nella rubrica di Andrea Marcenaro, Andrea's Version, che a questo punto leggiamo subito. Ora che un altro anno, l'ennesimo, si avvicina alla metà del libro e poi ripartono le vacanze e per 3 mesi chi s'è visto, noi sentiamo come un dovere di incoraggiare i giovani a non cedere al pessimismo, scrive Marcenaro. Ci vorrà tempo, forse molto, ci vorrà fatica, forse troppa, ma verrà il momento in cui il merito di ciascuno sarà riconosciuto. Quello dei giovani soprattutto, i quali disperano oggi che i loro sforzi possano mai approdare in porto. Non sarà così. Verrà, deve venire, il giorno in cui non conterà più essere amici degli amici o avere un santo in paradiso, in cui l'architetto migliore sarà chiamato alle costruzioni più impegnative, il medico migliore riconosciuto come tale, il giornalista più capace verrà chiamato alla direzione. O dovremmo forse rassegnarci alla iattura di un Gian Antonio Stella che continua a farsi il mazzo per niente? Tornando alla prima pagina, appunto, è lasciato del Corriere, è lasciato il pezzo di Gian Antonio Stella, ma quando dichiariamo guerra alle mazzette, in taglio alto s'affaccia anche Marco De Marco, già direttore del Corriere del Mezzogiorno, sulla fiction televisiva Gomorra, un successo televisivo che però cancella il bene che c'è nella città di Napoli. Nelle ultime puntate hanno ammazzato uno scugnizzo che a sua volta aveva ucciso per ordine del clan e bruciato viva una ragazza. Nelle precedenti ci sono state vendette e stragi. È una Napoli a una dimensione, quella che si vede in Gomorra, la fiction di Sky. La città è presa solo da un unico verso e non è giusto, scrive De Marco. Sempre poi dalla prima pagina del Corriere della Sera, la notizia di un condono dei capitali, condono rimpatrio di capitali con sanzioni ridotte se si investe in Italia. A dare il via libera sarà un decreto, quindi immediatamente operativo. Straordinaria necessità e urgenza. Lo stanno mettendo a punto il ministro dell'economia Padoan e la ministra dello sviluppo Federica Guidi. Sarà pronto il decreto entro il 20 giugno, conterrà misure per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese, come la principale misura prevede il rientro dei capitali detenuti all'estero e non dichiarati. Chi li riporterà in Italia dovrà pagare le imposte evase con un'aliquota media del 27%, ma potrà contare su una riduzione delle sanzioni, condono, a condizione che i fondi tornati in patria siano reinvestiti in azienda e in azienda mantenuti per almeno 5 anni. Oggi è anche la giornata mondiale dell'ambiente. Come salvarlo? Scrive Anna Meldolesi in prima pagina sul Corriere. Addio a summit e dibattiti, tocca a noi a piccoli passi. La Stampa di Torino è praticamente oggi tutta rivestita e dedica un sacco di pagine a questa giornata. Infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Libia e gli italiani che resistono. Esistenza sempre più difficile per 200 imprenditori italiani in Libia. Il Ministero degli Esteri italiano li ha invitati più volte a lasciare il paese per motivi di sicurezza. Mentre Aldo Cazzullo difende Prandelli, il commissario tecnico della nazionale di calcio italiana, che ieri ha fatto un partitone con una squadra temibilissima in Lussemburgo ed è riuscita a pareggiare. Prandelli e le scelte da rispettare, una partenza lenta, contestazioni, ma il tiro al bersaglio contro il commissario tecnico è grottesco. Lo stipendio di Prandelli sfugge al tetto dei 239.000 euro, come tutti sanno, e raggiunge il 1.700.000 più i diritti di immagine pubblicitari. A proposito di quattrino, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi sono gli autori dell'articolo di fondo del Corriere della Sera sugli sgravi fiscali. Occorre più coraggio, favorire la domanda privata. È opinione comune, scrivono i due economisti Alesina e Giavazzi,
È opinione comune che per far uscire l'Europa e l'Italia dalla recessione devono ripartire gli investimenti pubblici, escludendoli dal calcolo dei parametri europei sul deficit. Riforme dal lato dell'offerta, invece, cioè liberalizzazioni dei mercati del lavoro e dei servizi, sarebbero meno urgenti. È fuor di dubbio che per ricominciare a crescere devono aumentare consumi e investimenti. Ma perché quelli pubblici? A noi pare, scrivono Alesina e Giavazzi, che il modo più efficace sia cominciare dalla domanda privata. Come? Tramite aggressivi sgravi fiscali per le famiglie con redditi medi e bassi. I consumi delle famiglie italiane sono inferiori dell'8% ai livelli pre-crisi. La spesa delle pubbliche amministrazioni è invece salita rispetto al 2007 di oltre 4 punti percentuali sul prodotto interno lordo. Come ha evidenziato il governatore di Banca Italia Visco, nel 2013 i consumi delle famiglie sono scesi in Italia ancor più del loro reddito, al netto delle imposte, segno di una crescente preoccupazione per il futuro. Più soldi in tasca permanentemente alle famiglie farebbero aumentare subito i consumi, scrivono Alesina e Giavazzi. La parola cruciale è permanentemente. Sgravi fiscali temporanei non bastano, verrebbero in parte risparmiati in previsione di una futura riduzione del reddito. Gli 80 euro di maggio sono un piccolo passo nella giusta direzione, ma il governo deve garantire che non saranno gli ultimi e questa riduzione di imposte sarà permanente, il che richiede che la spesa pubblica venga ridotta in modo continuo. Sgravi fiscali immediati, riduzioni progressive di spesa aiuterebbero i consumi, aumenterebbero temporaneamente il deficit, poco male. Questo deficit andrebbe tollerato, non quelli generati per finanziare opere pubbliche, molte delle quali di dubbia utilità, con scarsi controlli anticorruzione, come si è visto nei casi Expo e Mose. Renzi auspica una ripresa delle opere pubbliche. Bisogna distinguere, ci sono opere già finanziate e bloccate dalla burocrazia, devono essere accelerate ma non sono molte. Tante opere che non si realizzano sono ferme perché i finanziamenti o non ci sono o non bastano. In Veneto, per completare le 78 opere rimaste incompiute, servirebbe oltre $500 miliardi. Vi sono infrastrutture che potrebbero essere finanziate dalla Banca Europea Investimenti, come il potenziamento della banda larga o la creazione di una rete energetica europea. Opere produttive ben vengano, soprattutto se i finanziamenti dell'Unione le mettono al riparo dall'intermediazione politica italiana, ma non illudiamoci che questi investimenti bastino a far recuperare all'Italia altro che una piccola frazione dei milioni di posti di lavoro persi dal 2008 a oggi. Inutile che Renzi venda le infrastrutture della sua nuova Europa come la risposta indolore a una crisi così grave, scrivono Alesina e Giavazzi nell'articolo di fondo del Corriere. Promettere soluzioni a costo zero è pericoloso perché crea illusioni seguite da delusioni profonde che si ritorcono contro chi ha promesso. Più domanda, quindi, aiutata anche da una politica della Banca Centrale Europea che eviti un euro troppo forte, come pure un'unione bancaria che riduca le distorsioni del mercato del credito, ma senza dimenticare le riforme dal lato dell'offerta. Più domanda non basta se le imprese sono preoccupate da un mercato del lavoro che non funziona, vessate da costi burocratici elevati. Se le imprese più efficienti soffrono per la protezione concessa a quelle che dovrebbero chiudere e se sono incerte sul quadro legislativo e fiscale. La produzione, concludono i due economisti nell'articolo di fondo del Corriere, risponde alla domanda se c'è sufficiente flessibilità del mercato, se le risorse si muovono da un settore all'altro, bla bla bla. Così lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera. Intanto breve salto nella cronaca milanese e lombarda, sempre dal Corriere. Appalti per la città della salute a Sesto San Giovanni, un vertice tra Roberto Maroni e il magistrato Cantone. L'obiettivo è quello di salvare il bando di gara dell'opera. Incontro a Roma, 8 le buste presentate a Infrastrutture Lombarde poste sotto sequestro dalla procura. Il progetto di città della salute di Sesto San Giovanni è il polo sanitario dove si devono trasferire l'ospedale Vesta e l'istituto dei tumori, affare da 350 milioni. Le 8 buste con le offerte presentate a Infrastrutture Lombarde per la realizzazione dell'opera ora sono in mano alla magistratura. L'obiettivo è non far naufragare la gara d'appalto da 350 milioni per la città della salute. Il governatore Maroni ha incontrato ieri il magistrato Raffaele Cantone, nuovo presidente dell'autorità anticorruzione, già chiamato a vigilare sulla regolarità degli appalti dell'Expo.
Mentre a proposito di Maroni, Baldini lascia la lista Maroni, Maria Teresa Baldini lascia la lista Maroni e aderisce al gruppo misto in Regione Lombardia. La consigliera regionale ha ufficializzato la sua scelta, precisando la sua intenzione di rimanere nella maggioranza che sostiene la giunta Maroni. La Baldini punta il dito contro il suo capogruppo Stefano Bruno Galli, incapace di gestire i consiglieri, colpevole di non aver lavorato agli obiettivi di fondo. Caro capogruppo, cosa è stato attuato del federalismo? Domanda l'ex maroniana. Durissima la reazione di Stefano Bruno Galli. Chiedo alla consigliera Baldini le dimissioni dal Consiglio regionale lombardo. Qualora la Baldini non si dimettesse dalla carica di consigliere regionale, per quanto ci riguarda passerà ai ranghi dell'opposizione. Si sussurra però che un altro consigliere della lista che fa capo a Maroni sia pronto a cambiare casacca. E infine retromarcia in regione sulle pensioni, una pensione vera per i consiglieri regionali. L'assegno calcolato attraverso i contributi versati sarebbe scattato al compimento del 65° anno di età, un modo per superare l'era dei vitalizi e garantire comunque una previdenza ai politici. In regione ieri è scoppiata la polemica, l'emendamento inizialmente firmato dai gruppi della maggioranza è stato ritirato. I vitalizi sono un privilegio del passato, dice il PD. Se il Consiglio intende discutere l'introduzione di una forma previdenziale per i consiglieri, purché abbia condizioni analoghe a quelle di ogni altro lavoratore, occorre una legge apposita. Lasciamo però il Corriere, diamo un'occhiata alla cronaca milanese del Giornale. Malpensa, una zona franca per salvare il lavoro. Malpensa diventerà, scrive il Giornale, uno scalo cargo, cioè adibito al trasporto merci. Un'idea non geniale. Malpensa si svuoterà, semi-deserta, metterà una tristezza infinita. Le botteghe del Made in Italy, bar, ristoranti, vicini alberghi, alcuni dei quali appena costruiti, a poco chiuderanno. Si parla di 5.000 posti di lavoro persi. È chiaro che a questo cupo destino bisogna ribellarsi. Lanciamo una proposta, scrive il Giornale. Malpensa Cargo sì, lo è già, ma Porto Franco, uno scalo, cioè, che goda di un regime fiscale e doganale particolarmente vantaggioso. Intanto il pubblico ministero chiede all'ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti di restituire 20.000 euro per le sue spese con fondi pubblici nella scorsa legislatura. 20.000 euro pranzi, cene e anche il libro Mignottocrazia. E per chiudere, dalla cronaca milanese del Giornale, Cabobo, malato ed emarginato, i giudici gli scontano la pena. Per questo Cabobo ha avuto uno sconto di pena, il picconatore di Niguarda. Pena ridotta al Ghanese perché il GUP gli riconosce la semi-infermità. La condizione sociale e culturale, dice il giudice per l'udienza preliminare, ha contribuito alla sua pazzia. Era malato ed emarginato e anche per questo al Ghanese, che nel maggio 2013 uccise 3 passanti a colpi di piccone, è stata riconosciuta la semi-infermità mentale. È stato condannato per quella strage così a 20 anni di reclusione. Lasciamo il Giornale e diamo un'occhiata anche al Giorno. Il Giorno si occupa di una propaggine dell'inchiesta Mose sulla Lombardia. Lo scandalo viene da lontano, quello del Mose, ma in laguna, l'onda della nuova Tangentopoli, in laguna ha raggiunto anche il nord-ovest Milano, la superstrada Rho-Monza. Fra i nomi dei 35 arrestati nell'inchiesta che ruota attorno all'ex presidente Regione Veneto, oggi parlamentare Giancarlo Galan, compare anche quello di Alessandro Mazzi, vicepresidente del consiglio direttivo del consorzio Venezia Nuova, presidente della Mazzi Scarl, ma anche di Grandi Lavori Fincosit. Quest'ultima società, oltre a essere una delle principali ditte che hanno l'appalto per la costruzione della piattaforma Maersk di Vado Ligure e a gestire grandi cantieri in tutta Italia, nel milanese si è aggiudicata i lavori per la riqualificazione dei primi 2 lotti della superstrada Rho-Monza da Paderno Dugnano a Bollate, opera che non c'entra con l'inchiesta ma incontra tegole e polemiche sul suo percorso. È una brutta pagina, spero riescano a dimostrare l'estraneità ai fatti, dice De Nicola, assessore ai trasporti della provincia di Milano. Spiace che ogni volta che si parla di opere pubbliche ci siano queste equazioni. È triste che nonostante i 1000 controlli il malaffare riesca a insinuarsi. La Rho-Monza non c'entra, sono 2 storie distinte. L'inchiesta non coinvolge la società nel suo complesso. Non ritengo che questa inchiesta influenzerà i cantieri e la gara, ma per l'affaire Mose è stato arrestato Mazzi, appaltatore dei primi 2 lotti. Un'altra spina per la Rho-Monza. Sempre dal Giorno poi c'è da segnalare rapidamente anche il caso di una banda di mariti e mogli uniti per assaltare banche e farmacie, 31 rapine in un anno.
sono state arrestate 12 persone, in carcere anche il fratello del capobanda. I coniugi si avvalevano della complicità di amici e parenti. Era una banda, un sodalizio familiare. E chiudiamo dal giorno con l'ultima questione che ci riporta a Malpensa. SEA Handling, la società che si occupa dello smistamento bagagli, rinasce con un altro nome, si chiama Airport Handling, dopo i 452 milioni di euro di maxi sanzione europea per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. La SEA Handling ha un passivo di 11 milioni e mezzo, 20 milioni di euro è l'ammontare dei tagli al costo del lavoro nel piano presentato inizialmente da SEA, la società che controlla gli aeroporti milanesi, e anche la SEA Handling, la società dei bagagli, una proposta respinta in assemblea dai lavoratori che erano pronti a occupare gli aeroporti. Adesso c'è l'intesa sui tagli a stipendi e ferie. Adesso via il referendum, salari ridotti del 9% e nella nuova società entreranno 1.800 lavoratori sui 2.400 di prima. I turni si allungano, la società rinuncia a esigere 10 giorni in più in estate. Ma a Malpensa c'è un problema più generale di occupazione, centinaia di posti di lavoro a rischio. Il problema pesa sul futuro di molte famiglie del Varesotto, scrive il Giorno. E sempre dal Giorno spunta un altro mediatore eccellente nella vicenda Expo, Angelo Paris, ex direttore area contratti Expo, ora in carcere, dice: fu questo eccellente mediatore a farmi pilotare una gara. Il manager parla anche dei padiglioni esteri in costruzione. Un mediatore eccellente, una personalità politico-amministrativa, interviene su Angelo Paris, direttore area contratti Expo 2015, per ammorbidirne le resistenze nell'affidamento dei lavori per le architetture di servizio dell'Esposizione Universale. Quell'appalto, che segna l'ingresso dello stesso Paris nella cricca dell'Expo, venne aggiudicato nell'ottobre 2013 al raggruppamento temporaneo di imprese Maltauro Costruzioni e la cooperativa Cefla. È un nuovo nome che fa ingresso nell'inchiesta sulla cupola, nome fatto da Paris nel secondo interrogatorio davanti ai pubblici ministeri, nomi e verbali secretati. Ma lasciamo adesso la cronaca milanese lombarda e andiamo a dare un'occhiata agli altri quotidiani, vedremo dopo Repubblica e La Stampa. Intanto il Fatto Quotidiano mette in prima pagina le gondole e le mazzette, ne hanno presi altri 35. Retata a Venezia per decine di milioni di tangenti anche a partiti nazionali sugli appalti del Mose. Arrestato il sindaco PD Orsoni, richiesta di cattura per l'ex ministro Forza Italia Galan, in manette anche generali e magistrati. Secondo il GIP, i politici totalmente asserviti al sistema criminale. Larghissime intese, titola il Fatto Quotidiano, il patto trasversale e le volpi della Guardia di Finanza a guardia del pollaio. Il commento di Marco Travaglio con l'hashtag Mazzetta stai serenissima: se esistesse un minimo di decenza, scrive Travaglio, milioni di persone per bene, elettori, giornalisti, intellettuali, eventuali politici e imprenditori, dovrebbero leggersi l'ordinanza dei giudici di Venezia sul caso Mose e poi chiedere umilmente scusa a Beppe Grillo e ai suoi ragazzi, anni e anni sprecati ad analizzare il linguaggio di Grillo, a spaccare in quattro ogni battuta, a vedere i boccoli di Casaleggio e via dicendo. L'alleanza con Farage, intanto destra, sinistra, centro, quelli che parlano forbito e non hanno i boccoli, rubavano e rubano tutti, scrive Travaglio, e insieme, sempre, regolarmente, scientificamente, indefessamente, su ogni grande e piccola opera, grande e piccolo evento, appalto, consulenza, incarico. Anzi, ogni grande e piccola opera, grande e piccolo evento, appalto, consulenza, incarico servono solo a far girare soldi per poterli rubare. Tutti i più vieti luoghi comuni del qualunquismo da bar, sono tutti d'accordo, è tutto un magna magna, diventano esercizi di minimalismo davanti alla cloaca massima che si spalanca non appena si intercetta un telefono, si pedina un VIP, si interroga un imprenditore. Basta sollevare un sasso a caso, scrive Travaglio, per veder fuggire sorci, pantegane, blatte, baccherozzi maleodoranti con i nostri soldi in bocca o in pancia. Il Mose doveva costare 2 miliardi, ne costerà 6, sappiamo adesso perché. La grande razzia che ha divorato l'Italia e continua a ingoiarsene nelle ultime spoglie è sopravvissuta a mani pulite agli scandali degli ultimi 20 anni, alla crisi finanziaria, nutrendosi dell'impunità legalizzata, dell'illegalità sdoganata, dell'ipocrisia politichese di chi vorrebbe ancora convincerci che esistono i partiti, le idee, i valori della destra, del centro, della sinistra.
Invece, scrive Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano, esiste solo una gigantesca, trasversale, post-ideologica associazione per delinquere che si avventa famelica su ogni occasione per rubare, grassare e ingrassare a spese di quei pochi fessi che ancora si ostinano a pagare le tasse. A ogni scandalo ci raccontano la favola delle mele marce, la frottola della lotta alla corruzione, l'annuncio di regole più severe, la promessa di rinnovamento e rottamazione. Intanto continuano a rubare, secondo un sistema collaudato di larghe intese del furto, che precede e spiega le larghe intese di governo. E la totale mancanza di opposizione a sinistra negli anni del berlusconismo rampante e rubante. Anche l'articolo 27 Costituzione, quello della presunzione di non colpevolezza, diventa una barzelletta se si leggono le carte dell'indagine su Expo e Mose, dove i protagonisti delinquono in diretta telefonica o a favore di telecamera. Non c'è bisogno della Cassazione e neanche della sentenza di primo grado per capire che rubavano davvero politici, imprenditori, funzionari generali di finanza, giudici amministrativi e contabili. Il solito presepe di sempre, che avvera un'altra celebre battuta da bar, cioè che a certi livelli non esistono innocenti, ma soltanto colpevoli non ancora presi. Renzi non ruba, i suoi fedelissimi sono lì da troppo poco tempo, ma rischia di diventare il belletto per mascherare un partito marcio con cui, per prenderne il controllo, ha accettato troppi compromessi. Marcio nella testa, prima ancora che nelle tasche, prosegue Marco Travaglio. Ieri, senza aver letto un rigo dell'ordinanza, l'ineffabile Piero Fassino già giurava sulla leggendaria probità del sindaco Orsoni, appena arrestato, invitando i giudici ad appurarne al più presto l'innocenza per consentirgli di tornare a fare il sindaco. Perché se ne appurassero la colpevolezza cosa cambierebbe? Fassino lo promuoverebbe a suo braccio destro come ha fatto con Quagliotti, pregiudicato per tangenti? Si domanda Travaglio. Oggi o il PD gli restituirebbe la tessera come ha fatto con Greganti, pregiudicato per tangenti. La cloaca massima, conclude Marco Travaglio, è così pervasiva che ogni strumento ordinario per combatterla diventa favoreggiamento. Ma davvero Renzi pensa di affrontarla col povero Cantone e la sua task force di 25 collaboratori? O con qualche presunta riforma? A mali estremi, estremi rimedi, cancellare le grandi opere inutili ancora in fase embrionale, cacciare ogni inquisito dai governi locali e nazionali, radiare dai contratti pubblici le imprese coinvolte in storie di tangenti, introdurre gli agenti provocatori per saggiare la correttezza dei pubblici amministratori come negli Stati Uniti, imporre a chi vuole concorrere ad appalti una dichiarazione in cui accettano di essere intercettati, a prescindere da ipotesi di reato, come fece Rudy Giuliani, sindaco di New York. Piantarla con le svuotacarceri, costruire nuovi penitenziari e nell'attesa riattare caserme dismesse per ospitare i delinquenti che devono stare dentro. Radere al suolo tutte le leggi contro la giustizia degli ultimi 20 anni. Tutto il resto non è inutile, è complice, conclude Marco Travaglio. Da pagina 2 a pagina 5 gli articoli di Marco Lillo, gli stipendiati della cricca, 1 milione all'anno per Galan e l'accusa, soldi ai facilitatori degli appalti, così si fanno affari in Veneto. Al parlamentare PDL Galan contestata anche una ristrutturazione gratuita della propria villa. Il procuratore Nordio risponde all'invito di Napolitano di fare attenzione alle indagini sui lavori più delicati. È una nuova Tangentopoli, dice Nordio. Gran parte della corruzione scoperta oggi è simile e molti dei protagonisti gli stessi, ha detto il procuratore Carlo Nordio. Gli squali in laguna mangiavano dal Mose, titola ancora così il Fatto il terzo articolo di Davide Vecchi, 35 arresti per l'inchiesta, oltre all'ex ministro della cultura e al sindaco di Venezia Orsoni, una fitta clientela di magistrati e di agenti, assunti anche i figli e via diciamo, manca nulla. Il sistema avrebbe creato in pochi anni, attraverso sovraffatturazioni, un fondo occulto di 40 milioni di euro. Jurassic Park degli appalti, il sistema Bernabei è vivo, è il titolo dell'articolo a pagina 4 di Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano. Il potente Ettore Bernabei affidò Venezia all'ex portavoce di Cossiga Luigi Zanda, poi capogruppo del PD al Senato. Al vertice, dopo l'attuale capogruppo in Senato del PD Zanda, arriva Franco Carraro. Il consorzio Venezia Nuova finanziò anche Ombra, il romanzo di Gianni Riotta.
che ben conoscono i lettori della Stampa di Torino. Altro che Piazza San Marco e Ponte di Rialto, scrive Giorgio Meletti. Se il sindaco di Venezia non fosse in galera e volesse promuovere la città, potrebbe vendersi il Jurassic Park del malaffare. Dinosauri della tangente attivi in un ecosistema originale. Le modalità sono anni 80, diverse da quelle emerse nel 92 con l'inchiesta Mani Pulite. Non c'è vera tangente, c'è il Mose, grande opera da 6 miliardi che chi la contesta è nemico della patria. Poi c'è la spartizione a monte fra imprese di costruzioni e infine la retrocessione ai politici dell'ampio grasso accumulato a spese del contribuente. Lo stesso meccanismo dell'alta velocità, solo che in quel caso la magistratura si è accorta di niente. Sono ancora tutti lì. Lo scienziato pazzo di Jurassic Park è il procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, che già 20 anni fa arrestò e interrogò Pier Giorgio Baita della ditta Mantovani per gli stessi affari per cui l'ha dovuto ricatturare oggi. E oggi Nordio rivede i suoi dinosauri ancora in cerca di cibo. Tutto comincia a metà anni 80. A Palazzo Chigi c'è Bettino Craxi, alla presidenza dell'IRI Romano Prodi. Sotto Prodi c'è l'Italstat di Ettore Bernabei, vero ministro dei lavori pubblici. Bernabei è inciampato nello scandalo dei fondi neri dell'IRI, ma Prodi l'ha perdonato ed è nell'ufficio di Bernabei che nasce l'idea del Consorzio Venezia Nuova, una all-star di costruttori che si spartiranno il grande affare delle paratoie mobili per salvare Venezia dall'acqua alta. Il braccio destro di Bernabei, Zamorani, racconterà al PM Nordio che le quote erano precise: 20% dei lavori alle aziende IRI, 60% a quelle private, 20% alle cooperative rosse. Sono passati 30 anni, le quote sono le stesse. Le spartizioni, a futura memoria, hanno bisogno di un garante. Bernabei sceglie il giovane Luigi Zanda, figlio dell'ex capo della polizia Efisio Zanda Loi, ma soprattutto ex portavoce di Cossiga al Viminale durante il caso Moro e poi a Palazzo Chigi. Oggi capogruppo del PD al Senato Zanda. Nell'estate 85 Cossiga è stato appena eletto al Quirinale. Bernabei gli sistema l'amico a Venezia, dove Zanda resterà 10 anni, fino a quando il sindaco di Roma Rutelli non lo chiamerà a occuparsi del giubileo, lavori per 6 miliardi di euro. Dove ci sono appalti, Zanda, l'attuale capogruppo in Senato del PD, è una garanzia. Al suo posto a Venezia chiamano Franco Carraro, ex sindaco di Roma. Dopo Carraro, Paolo Savona, economista caro a Cossiga ed ex ministro. Bastano questi nomi per capire che il problema del consorzio Venezia Nuova non era tenere bassa l'acqua, ma alti i flussi di denaro pubblico. Nessuno contesta, sono gli anni d'oro, il governo Dini taglia le pensioni, il consorzio Venezia Nuova finanzia il romanzo del giornalista Gianni Riotta intitolato Ombra. Sono anni in cui la classe dirigente che sta preparando il declino del paese si mette in posa a Venezia per l'album di famiglia. Ecco nella primavera 89 il presidente dell'IRI Prodi che visita il primo prototipo del Mose accompagnato dall'attuale capogruppo del PD al Senato Zanda. Oggi sono lì, il primo ancora in corsa non dichiarata per il Quirinale, il secondo capogruppo al Senato per il PD. Tra i suoi senatori Felice Casson, che durante Mani Pulite faceva il GIP nei processi all'imprenditore Baita e soci. Le vie della sinistra sono infinite, scrive Meletti. Ed ecco la visita a Venezia del presidente della Lega delle Cooperative Rosse, Lanfranco Turci. Zanda gli mostra quel cantiere che dopo 25 anni è ancora lontano dalla meta. Ma non era ancora caduto il muro di Berlino. Turci era l'uomo del Partito Comunista che comandava le cooperative e faceva la guardia alle loro quote di mercato. Chi si rivede nel Consiglio di Venezia Nuova? Proprio lui, Omer degli Esposti, il vicepresidente della CCC di Bologna, passato indenne come una salamandra tra le fiamme dello scandalo di Sesto San Giovanni Penati. Dirà Zamorani ai magistrati che la divisione ecumenica del bottino era pensata da un uomo di visione come Ettore Bernabei, che è peraltro il suocero anche di Giovanni Minoli, conduttore della RAI adesso a Radio 24. La divisione ecumenica del bottino dunque era pensata da un uomo di visione come Bernabei per evitare l'intoppo di opposizioni politiche alle grandi opere. Ma da questa lezione la politica ha imparato niente, anzi non ha voluto imparare, per la ragione che in fin dei conti sono ancora tutti lì e continuano come hanno sempre fatto. Si sono trovati bene, scrive Giorgio Meletti.
Inventori e fruitori del bancomat Mose hanno quasi tutti fatto carriera. Giovanni Mazzacurati era un semplice ingegnere della Furlanis, è sbarcato a Venezia come direttore generale, in pochi anni dominus di un sistema di potere rispettato anche a Roma, al punto da potersi permettere di mettere al servizio di Venezia Nuova un finanziere rampante come Roberto Meneguzzo, fino all'altro ieri aspirante scalatore di Fonsai, nonché azionista delle Generali, partner dell'ex numero 1 Giovanni Perissinotto in affari, adesso al vaglio della magistratura. Ha fatto carriera anche Mauro Fabris, capo dei Giovani Democristiani di Vicenza, poi assunto da Zamorani in ufficio stampa in Laguna, poi deputato e sottosegretario ai lavori pubblici. Ha ereditato da Mazzacurati la presidenza di Venezia Nuova con trepidazione. Dalle intercettazioni col predecessore scopriamo che gli dava del lei, mentre Mazzacurati gli dava sbrigativamente del tu. Così Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano. Saune e mazzette nell'asse Roma-Venezia nella grande bellezza, colazioni, incontri, aperitivi al mitico Hotel del Russie, simbolo dei potenti, passaggi di valigette cariche di denaro al residence di Ripetta a Roma. L'eterna storia del potere. E sempre dal Fatto Quotidiano andiamo rapidi. L'autorità antifurto esiste già, costa tanto, combina nulla, l'articolo di Gianni Barbacetto, mentre l'autorità di Cantone è ancora al palo. C'è quella sugli appalti di Authority. L'autorità sugli appalti, segnalazioni tardive, 300 dipendenti che rendono più evidente l'inefficacia dei controlli statali. Altro che la nuova Authority di Cantone, c'è già l'autorità antifurto negli appalti, non combina nulla, ma ha 300 dipendenti. E infine un'idea, non punire più i delinquenti, lo dice la legge, titola ancora il Fatto Quotidiano, per i delitti che prevedono pene fino a 5 anni, esclusi carcere, domiciliare e servizi sociali. Il provvedimento è approdato alla Camera, è stato approvato anzi dalla Camera dei Deputati e riguarda reati ambientali, informatici, societari, tributari. Venghino, signori, venghino, scrive Beatrice Borromeo, corrotti ed evasori, frodatori, pirati informatici, danneggiatori, bancarottieri, le belle sorprese non mancano mai per questa banda di diversamente onesti, che incassano un altro assist dal legislatore, un regalo non da poco. Chi commetterà certi tipi di reato, per quanto gravi, anche delitti che prevedono reclusione fino a 5 anni, potrà evitare sia il carcere, sia i domiciliari, sia i servizi sociali, sia addirittura la macchia sulla fedina penale. Non verrà punito. La legge delega è la numero 67 dello scorso 28 aprile ed è stata approvata dalla Camera. A leggerla bene c'è il dono più apprezzato, che farà felice chi, per esempio, ama creare discariche abusive e altri tipi di reati. È l'ennesimo provvedimento che assicura la libertà ai ladri, ai corrotti, agli evasori. Mentre su riforme e anticorruzione è tutto fermo. A Palazzo Madama il governo si è impegnato entro un mese a presentare emendamenti al testo Grasso, il Presidente del Senato. Infine lasciamo il Fatto Quotidiano con un'ultima segnalazione, l'articolo di Tommaso Rodano a pagina 11 su Roma, immondizia, topi, scioperi e il sindaco Marino va in TV. Il sindaco nelle interviste si autoassolve, ma la città è al collasso e domani si fermano i dipendenti comunali. Vediamo però la prima pagina di Libero, che ovviamente si apre sulla retata sciocca Venezia, i mostri della laguna, sistema di tangenti, 35 arresti, tra loro il sindaco PD, l'assessore regionale PDL, magistrati, un generale della finanza, per l'ex governatore Galan uno stipendio da 1 milione all'anno. Dopo l'Expo il Mose, la corruzione nelle opere pubbliche figlia delle troppe leggi. Il commento di Maurizio Belpietro, il direttore: sono pronto a scommettere che dopo gli arresti di Venezia il governo farà nuove norme anticorruzione, una nuova legge contro le tangenti e poi il super commissario alla legalità. L'opinione pubblica sarà contenta, tutti potranno tornare così ad occuparsi di ciò di cui si occupavano prima, mazzette comprese. È successo con l'Expo e con altri scandali. Renzi ha chiamato accanto a sé il magistrato che indagò sui Casalesi, Cantone, e gli ha affidato il compito di scovare i corrotti. Dopodiché, quando è scoppiato lo scandalo Expo, Cantone è stato spedito a Milano a occuparsi di appalti. Tutto bene? D'ora in poi gli italiani potranno dormire sonni tranquilli, certi che i lavori pubblici non saranno affidati ai corruttori e le infrastrutture non costeranno un occhio della testa come conseguenza dei soldi pagati ai politici. Nuove norme e supercommissari sono solo un modo per lavarsi la coscienza, non risolvono il problema, scrive Belpietro. Ci vogliono meno leggi per evitare le tangenti. La montagna di carte che serve per un appalto è il nascondiglio perfetto per chi vuole compiere reati. Ora regole semplici, penali chiare e date certe.
Ha detto Carlo Nordio, magistrato, che la madre della corruzione non è solo l'avidità, ma la complessità delle leggi. Se devi bussare a 100 porte invocando 100 leggi diverse per ottenere un provvedimento, è quasi inevitabile che qualcuna resti chiusa e qualcuno ti venga a dire che devi imparare a oliarla. Alzare le pene come si continua a fare, contemplare nuovi reati serve a niente. Per ridurre, se non eliminare la corruzione, bisogna ridurre le leggi, individuare le competenze. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, Renzi e la Madia pagano gli statali per non lavorare, il pezzo è di Mario Giordano, lo scivolone nella riforma della pubblica amministrazione. Gli statali continuano a prendere il 65% dello stipendio oltre ai contributi per stare a casa, altro che meritocrazia. Il governo Renzi presenta venerdì 13 giugno la riforma pubblica amministrazione, è prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di esonerare dal servizio i dipendenti che resteranno a casa, continuando ad incassare il 65% dello stipendio, oltre a tutti i contributi. C'è poi l'opzione donna, la possibilità per le dipendenti statali che ne abbiano maturato i requisiti di andare in pensione prima, sfruttando le regole precedenti a quelle imposte dalla Fornero, ma accettando un assegno meno ricco. Sempre poi dal primo piano di Libero, Toti, Forza Italia, apre a sorpresa a Matteo Salvini, leader del centrodestra, grandi manovre in corso secondo Tommaso Montesano. L'attesa è tutta per il ballottaggio di Padova, dove il democratico Ivo Rossi e il senatore leghista Massimo Bitonci sono divisi da poco più di 2.500 voti. Nella Lega, scrive Libero, prima pagina, avvalorano l'ipotesi che in caso di sorpasso da parte di Bitonci, che guida un'alleanza di centrodestra che comprende anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, in caso dunque che Bitonci vinca, Matteo Salvini, numero 1 Lombard, sarebbe pronto a lanciare l'offerta pubblica di acquisto sulla futura coalizione moderata, magari approfittando delle future primarie del centrodestra rilanciate nei giorni scorsi da Berlusconi. Il Carroccio non solo strapperebbe al centro-sinistra una delle sue roccaforti, Padova, dove nel 2009 vinse l'ex ministro Zanonato, ma dopo il voto delle europee si confermerebbe l'unica forza del centrodestra a crescere. Ieri è arrivata l'apertura di Giovanni Toti, eurodeputato, consigliere politico di Berlusconi. Salvini, leader del centrodestra? Perché no, ha detto Toti. Abbiamo detto che ci saranno le primarie di coalizione, Matteo Salvini potrà essere il leader. Credo fermamente che il centrodestra si debba riunire. Saranno le primarie di coalizione a decidere il leader. La Lega è un alleato di Forza Italia da 20 anni. Abbiamo governato insieme, ricorda Toti, che poi getta acqua sul fuoco sulla posizione anti-euro della Lega, che al Parlamento europeo rischia di creare qualche grattacapo a Forza Italia, che appartiene al Partito Popolare Europeo di Angela Merkel. Non credo che usciremo dall'euro per decisione unilaterale dell'Italia, dice Toti, ma credo che l'Europa vada cambiata moltissimo, altrimenti usciremo tutti quanti dall'euro. E ancora dalla prima pagina di Libero, Corte dei Conti si lura a Renzi, ma che 80 euro tagli le tasse. Lo trovate un po' su tutti i quotidiani, più o meno nascosto. Libero lo mette in prima pagina, altri no, ma comunque c'è dappertutto la notizia, no, ovviamente, perché è la Corte dei Conti che si pronuncia. Le tasse sono altissime, gli 80 euro sono letteralmente un surrogato, ha detto la Corte dei Conti, che avrà l'unico effetto di ritardare la vera riforma, quella del fisco, di abbassare le tasse per tutti. Da oggi Renzi sarà costretto ad inserire nell'elenco dei gufi anche la Corte dei Conti, scrive Sandro Iacometti su Libero. Un atto dovuto per il premier toscano, considerata la robusta lista di lamentele contenuta nel rapporto 2014 sulla finanza pubblica presentato ieri dalla Corte dei Conti. Gli 80 euro un surrogato, la magistratura contabile chiede una vera riforma del fisco che garantisca uno sgravio generalizzato. Poi c'è l'autovelox che è peggio della Tasi, titola Libero in prima pagina, installate centinaia di macchinette, i sindaci fanno cassa con le multe, i comuni hanno bisogno di soldi, è l'inchiesta di Panorama in copertina oggi, e investono in autovelox. Molti sindaci hanno aumentato le telecamere, le piazzano in punti strategici e con la scusa della sicurezza stangano chi supera anche di poco il limite. A proposito di comuni, spunta un piano prosciuga sindaci, titola ancora Libero, il governo vuole scorporare dalla ragioneria l'area enti locali per usare i comuni come bancomat. Capirà che novità, sì al rinvio intanto della Tasi a ottobre.
Cioè, capirai, sì, è una novità, però va perfettamente in linea con ciò che è stato fatto in questi anni. Comuni come bancomat, tanto la tasca è sempre quella del cittadino da cui si preleva, lo sportello bancomat è la tasca del contribuente. Intanto la ministra Pinotti va alla guerra, titola ancora Libero in prima pagina, ma i russi scoprono la sua nave spia. Pasticcio nel Mar Nero, imbarazzo nel governo italiano. Cosa è successo? La nave Elettra nel Mar Nero, ma per spiare Putin niente meno, ma i russi ci sgamano subito. Mandiamo l'imbarcazione da supporto polivalente, cioè raccolta informazioni, interrogazione della Lega Nord, ma non eravamo per la trattativa con Mosca. Risposta: il silenzio imbarazzato del governo, sintetizza Gianandrea Gaiani su Libero. Maria Giovanna Maglie si occupa invece di Obama, che vuole rifilarci il caos che ha fatto lui con la sua guerra in Libia. Obama ha chiesto agli amici europei più fedeli e grati o meno forti di fare qualcosa per risolvere quel purulento problema che è la Libia post-Gheddafi. Obama ha affossato la Libia, scrive Maria Giovanna Maglie. Ora chiede a noi di rimediare. La guerra in Libia fu il capolavoro di Obama, di Sarkozy e di Cameron. Dopo la cacciata di Gheddafi, il paese è in preda agli scontri fra 1700 milizie locali e Obama chiede agli europei di intervenire, ma la situazione è fuori controllo. Così, Libero in prima pagina. Adesso abbiamo la pubblicità, previsioni del tempo e poi torniamo brevemente al primo piano di Libero e degli altri quotidiani. Beh, oggi sarebbe lunga la rassegna stampa da fare, ma vediamo di concentrarla il più possibile.
A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Questa mattina ancora qualche passaggio nuvoloso sulla Lombardia est, poi sereno su tutta la regione, asciutto, più caldo durante il giorno. Venerdì generalmente ben soleggiato, a tratti passaggio di nubi alte, qualche cumulo sui monti, asciutto, temperature in sensibile aumento. Sabato sereno o poco nuvoloso, sui monti cumuli nel pomeriggio e forse qualche isolato rovescio, altrove asciutto. Caldo con temperature in ulteriore aumento. Tendenza domenica e lunedì ben soleggiato, nelle ore più calde cumuli, asciutto e ancora temperature fino a 30 gradi. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Schifosamente tagliamo anche Georgia on My Mind, versione io lo voglio tagliare, sia ben chiaro, non il regista. Anche Georgia on My Mind di Gualazzi per tornare brevissimamente al primo piano di Libero.
dedicato, come il primo piano di tutti i giornali, ai mostri della laguna. Il Mose affonda Venezia, arrestato il sindaco del PD, poi Giancarlo Galan, ex governatore, oggi Forza Italia, la villa ristrutturata dagli amici, accuse anche per i lavori alla lussuosa residenza padovana di Galan, lui si difende, non c'entro, chiederò ai giudici di ascoltarmi. Articolo su Orsoni, il sindaco PD di Venezia, dal municipio ai domiciliari, il volto non più buono dei democratici lagunari, ha battuto Brunetta alle comunali puntando sulla moderazione, ora su di lui il partito si divide. Fassino lo difende, la Moretti no. E sempre da Libero, Alfano pensa intanto solo a se stesso e dice che i miei invece li avevano arrestati prima del voto. Difesa cauta di Forza Italia, siamo solidali a Galan, dice Alfano. I grillini invocano le manette per Galan, Partito Democratico in imbarazzo per il caso Venezia. E poi le larghe intese che hanno comprato il Nord-Est, nell'articolo di Giuliano Zulin. Una piramide ha gestito gli affari veneti negli ultimi 15 anni, in cima a una società di costruzioni, la padovana Mantovani, che ha vinto quasi tutti gli appalti in regione. Sotto di lei politici di destra e di sinistra, magistrati e un generale della Guardia di Finanza. Ma c'è una galleria curiosa che fa Libero a questo proposito. Intanto si inizia con l'ex amministratore delegato della Mantovani, Baita, una delle principali imprese di costruzioni del Nord-Est, presente nelle grandi opere pubbliche, passante di Mestre, Mose di Venezia. Pier Giorgio Baita, vicepresidente anche di Adria Infrastrutture, viene arrestato nel febbraio 2013 per maxi evasione fiscale tramite fatture false. Ma poi c'è anche Claudia Minutillo, era soprannominata la Dogessa di Venezia. Minutillo, imprenditrice ma ex segretaria personale di Galan, ai tempi in cui Galan era presidente del Veneto. In manette anche lei nel 2013 per l'inchiesta per frode fiscale insieme all'ex amministratore delegato della Mantovani, il nominato Baita. Poi c'è Chisso, Renato Chisso, attuale assessore regionale alle infrastrutture, giunta Zaia. Si diploma nel 74, eletto nel 90 al Comune di Venezia nel PSI, nel 94 aderisce a Forza Italia, poi consigliere regionale, nel 2008 PDL, per la terza volta rieletto in regione. C'è anche Marco Milanese, inizia la sua carriera nella Guardia di Finanza, nel 2001 nominato addetto del Ministero dell'Economia da Tremonti, l'anno dopo delegato alle nomine negli enti pubblici, nel 2011 il GIP di Napoli dispone la richiesta di arresto per corruzione nei suoi confronti. Perché Marco Milanese viene citato in questo gruppo? Perché in sostanza Marco Milanese, l'ex consigliere di Giulio Tremonti, è stato uno dei consiglieri anche dei soggetti come Roberto Meneguzzo, arrestato ieri. Il manager è accusato di avere agevolato, Meneguzzo, i contatti fra Giovanni Mazzacurati, presidente consorzio Venezia Nuova, e Marco Milanese per avere le giuste dritte sui finanziamenti pubblici. Poi c'è l'ex generale delle Fiamme Gialle Spaziante, nato a Caserta, laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria, l'ultimo incarico di prestigio, comandante in seconda della Guardia di Finanza. E infine il Dominus Mazzacurati, ex presidente del consorzio di Venezia Nuova. Lavoravano sempre i soliti, ma noi veneti non siamo tutti così, dice Ettore Riello, imprenditore, patron del gruppo di famiglia, presidente di Verona Fiere. Adesso capisco perché in un certo sistema di appalti pubblici la mia azienda non è mai riuscita a entrare, dice Riello. Ieri costruttori come Baita, capo della Mantovani, Meneguzzo, fondatore di Palladio Finanziaria, pochi giorni fa il gruppo Maltauro di Vicenza per il caso Expo. E sempre dal primo piano di Libero, Greganti era l'uomo della vecchia guardia del PD, dice l'imprenditore Maltauro appena nominato per il caso Expo, sentito, arrestato anche lui per tangenti al caso Expo. L'imprenditore dice appunto il Greganti, il compagno G, sentiva Bersani e Fassino. Abbiamo già dato la notizia ieri, la riprende oggi Libero. Mentre per quanto concerne la politica, torna l'asse del nord, come dicevamo, Forza Italia apre a Salvini, leader del centrodestra, ma resta l'asse del sud. Berlusconi non si tocca, Fitto sarà il nostro Renzi. A pensarla così e a raccontarla a Franco Bechis è Renata Polverini, che difende Raffaele Fitto. È ora di discutere sui contenuti. Fitto può sfondare al nord. Con Silvio Ricucirà non si frena una nuova classe dirigente per un diverbio. E sempre da Libero a seguire l'intervista al sindaco di Pavia che al ballottaggio sfida la sinistra.
Il sindaco Alessandro Cattaneo: ripartiamo dal taglio delle tasse. Se vincerò applicherò l'aliquota minima alla Tasi, eliminerò gli sprechi salvando i servizi. Questo per quanto riguarda Pavia. Lasciamo libero con la pagina degli esteri: stupri, aborti, omicidi quotidiani, l'India è l'inferno delle donne, ieri nuovi casi. Pregiudizi atavici e di casta: per non pagare la dote alle figlie, le famiglie selezionano figli maschi. Il risultato: ci sono più ragazzi che ragazze, un cortocircuito che alimenta le violenze sessuali. Mentre sempre da Libero va segnalata anche pagina 22, la pagina dell'economia. Sull'industria ci batte pure il Brasile, un altro passo indietro. È il centro studi Confindustria che ha diffuso questi dati. L'Italia continua a perdere posizioni nella classifica mondiale dei produttori manifatturieri. Dopo il sorpasso dell'India, ora è Brasilia a farci mangiare la polvere. Così Roma si deve accontentare di un umiliante 8° posto. Prima di noi, nella produzione manifatturiera, Cina, Stati Uniti, Giappone, Germania, Corea del Sud, India e appunto Brasile. Dopo di noi Francia e Russia al 9° e al 10° posto, secondo Confindustria. Vediamo anche la prima pagina dell'Unità, con Venezia che affonda nelle tangenti, con la crisi che ha cancellato 120.000 fabbriche dal 2000 al 2013, persi 1 milione di posti, la produzione industriale in 13 anni crolla del 25,5%, lo dice Confindustria nel già citato rapporto del centro studi. Siamo ultimi tra i paesi del G8, superati da India e Brasile. Continua peraltro l'agitazione dei giornalisti del quotidiano L'Unità. Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per capire se l'Unità avrà un futuro, scrive il comitato di redazione in prima pagina, ma il condizionale è d'obbligo. Nonostante la nostra richiesta di trasparenza, nulla si sa sull'assemblea dei soci chiamata a decidere sulla ricapitalizzazione o sulla liquidazione della società. Lo sciopero delle firme continua. Se anche oggi assisteremo all'ennesimo rinvio, la protesta si farà più dura, scrivono i giornalisti dell'Unità. Da segnalare però soprattutto in prima pagina sul quotidiano fondato nel 24, 90 anni fa, da Antonio Gramsci, da segnalare l'intervento di Marcel Padovani su Falcone, la mafia e la trattativa Stato-mafia. Il pezzo è molto interessante. Marcel Padovani è l'autrice del libro Cose di Cosa Nostra, in cui Falcone appunto parlò con lei, l'eredità di Falcone. Sulla questione della trattativa Stato-mafia e del conseguente processo, se non sono stata propensa negli ultimi 22 anni a parlare in pubblico di Giovanni Falcone, scrive la giornalista francese, e se non sono stata propensa a partecipare alle sue commemorazioni, probabilmente è per rispettare quello che era un suo rigetto del protagonismo, per quel pudore che ha sempre accompagnato l'impegno di Giovanni Falcone. Ma anche perché l'essenziale di quel che avevo da esprimere in proposito è contenuto in quel libro scritto nell'estate del 91, pubblicato a ottobre a Parigi e poi tradotto in italiano a novembre. Cose di Cosa Nostra, appunto. Ho conosciuto Falcone nel lontano 1984, scrive Marcel Padovani. Eravamo in novembre e si parlava sulla stampa di un magistrato di Palermo che stava interrogando un mafioso avviato al pentimento, Tommaso Buscetta. Più che delle rivelazioni su Cosa Nostra, mi dirà più tardi Falcone, la testimonianza di Buscetta ci dà conferme doppiamente preziose perché vengono dall'interno di Cosa Nostra. Curiosa dunque di incontrare il magistrato, racconta Marcel Padovani, chiedo l'aiuto di Luciano Violante, che conoscevo dai tempi delle inchieste sul terrorismo. Così ho un appuntamento a Palermo a fine di una giornata d'inverno alle 19, Palazzo di Giustizia deserto. Non appena mi apre la porta del suo ufficio, Falcone mi dice però: non posso, debbo andare di corsa al Lucciardone. Propongo di cenare insieme dopo, ma lui risponde: non è molto igienico. Leggendo sul mio viso la delusione aggiunge: possiamo ripartire assieme per Roma domattina alle 7 da Punta Raisi, parleremo in aereo. Purtroppo non parliamo neanche in volo, perché siamo seduti accanto a Marco Pannella, in quel medesimo giorno venuto a Palermo per dare la tessera del Partito Radicale a Michele Greco, il papa della mafia. All'arrivo Falcone mi assicura: non si preoccupi, la faccio chiamare a casa in fine mattinata. Non ci credevo, ero un po' arrabbiata, ma verso le 12:30 un ufficiale della Guardia di Finanza mi telefona, mi fissa un appuntamento. Il pezzo è molto lungo, adesso non possiamo leggerlo, ma l'Unità riassume così quel che dice Marcel Padovani: il giudice, Falcone, non avrebbe mai avviato l'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia.
Ho conosciuto il magistrato ucciso dalla mafia nell'84, la storia del nostro libro insieme. Un giorno mi disse: sono isolato. Era un uomo attaccato alla verifica di ogni dettaglio. Era un uomo non ideologico. Non somiglia per niente ai nuovi protagonisti dell'antimafia, il tribunale, i magistrati di Palermo. Così Marcel Padovani. Ma vediamo anche la prima pagina del giornale. Cornuti e mazziati, titola il giornale. Paese tradito. Oltre al danno delle ruberie, la beffa dei lavori mai conclusi. Siamo naturalmente alla maxi retata di Venezia. E crolla la produzione industriale, ci supera perfino il Brasile. Il commento è di Nicola Porro, il vice direttore. Eccoci a commentare di nuovo arresti e mazzette. La diga di Venezia, il Mose, il pubblico ministero è un signore. Pubblico ministero che ha indagato e chiesto gli arresti, Carlo Nordio, è un signore che prima di arrestare un povero Cristo si farebbe tagliare le mani. Odia la giustizia spettacolo e ieri ha detto subito che in Italia la corruzione continua perché le leggi sono troppo complesse e farraginose. Serve a nulla aumentare le pene e inventarsi nuovi reati. I contribuenti sono gabbati più volte, scrive Porro, prima dai propri rappresentanti che abusano delle tasse incassate, poi dal fatto che queste benedette opere pubbliche non si chiudono mai nei tempi e nei modi promessi. Chi ancora pensa che l'Expo possa avere il fascino scintillante che ci avevano raccontato agli esordi? Arrivano infine i nuovi politici che, cavalcando l'indignazione, gridano allo scandalo e chiedono di bloccare tutto, nuove leggi, nuove commissioni e maggiori pene. Il 31 marzo 2010, dopo le amministrative, Travaglio Porta Iella, rivolto al PD di Bersani, scriveva: bastava candidare gente seria e normale fuori dall'ombrosario come a Venezia, dove il professor Orsoni è riuscito a rimpicciolire Brunetta. Con 400.000 euro di finanziamento illecito, sostiene oggi l'accusa, scrive Porro. Vogliamo dire che dalla palude in cui siamo non si esce coi moralisti e morali. Siamo un paese in cui si può far nulla, un bar non può mettere un'insegna, un artigiano non può assumere, un ragazzo non può fare un lavoro, un'impresa un capannone, o meglio, tutto si può fare ma dopo una giungla burocratica e autorizzativa. Insomma, Porro dice come Belpietro, troppa burocrazia, troppe leggi. In primo piano ci sono le foto di Giorgio Orsoni PD, Giancarlo Galan Forza Italia. A centropagina invece il nuovo centrodestra perde i pezzi e Alfano perde la testa. Centrodestra di Alfano nel caos, si dimette il senatore Naccarato, Angelino furioso per l'incontro fra Cicchitto e Gianfranco Fini. E infine una storia italiana, titola il giornale in prima pagina, Ennio Doris passa il cerchio Mediolanum al figlio. E ancora dopo 25 anni, se la Cina frena, rischia un'altra piazza Tiananmen, è l'opinione di Livio Caputo. Il sogno di un'altra Tiananmen è impossibile finché la Cina vola economicamente. Appena il 15% dei giovani riconosce la foto simbolo della rivolta. Il regime è pieno di contraddizioni, ma il benessere le nasconde. Il primo piano del giornale è dedicato tutto alle inchieste del caso Mose, terremoto a Venezia, arrestato il sindaco PD, per la procura 25 milioni di euro destinati al Mose sono finiti nelle casse dei partiti, richiesta di custodia cautelare per l'azzurro Galan. E per l'avvocato Orsoni, sindaco di Venezia, mito della sinistra, figuraccia nel Biennale Day. Lo slogan beffa del primo cittadino era "in buone mani". Poi ci sono le carte, commentate e riassunte da Stefano Zurlo, dal 1 milione di euro a Galan ai soldi per il giudice, al centro dell'inchiesta l'ingegner Mazzacurati, consorzio Venezia Nuova, che pagava per ottenere finanziamenti. Rispunta anche Marco Milanese, braccio destro di Tremonti. Democratici divisi anche sulle mazzette, per Fassino Orsoni è un uomo onesto, ma i renziani con Alessandra Moretti dicono: con noi niente scandali, occorre una nuova classe dirigente. Quanto al Mose, scrive Stefano Filippi, un capolavoro di ingegneria che rischia di affondare, l'inchiesta di Venezia potrebbe bloccare i lavori di una super diga unica al mondo, dai primi progetti dell'81 al via ai lavori nel 2003, grazie al governo Berlusconi. La colossale opera di salvaguardia ambientale è tutta made in Italy, scrive Filippi. E poi le rivelazioni dell'ex manager di Expo a Milano Paris, gli appalti Expo pilotati dalle cooperative rosse, e Maltauro chiama in causa la vecchia guardia del PD. Ma Fassino risponde: lo querelo. In vita mia non mi sono mai occupato di appalti e nemmeno di banche. Abbiamo una banca, chiacchierate con Consorte e compagnia, mai. Mentre sempre dal giornale di oggi diamo un'occhiata
anche a pagina 8, l'articolo di Fabrizio De Feo sulle mosse di Berlusconi, che ha un obiettivo: riunire tutti i moderati. Sparpagliati si va da nessuna parte. Primo passo l'alleanza con Lega e Fratelli d'Italia. Sulle riforme verso un nuovo incontro con Renzi, scrive il Giornale. Sempre dal Giornale c'è un articolo da segnalare, quello di Vittorio Sgarbi a pagina 10, nella sua rubrica Sgarbi settimanali, sulla questione delle preferenze date alle ultime europee. Sorprendente, scrive Sgarbi, la gara delle preferenze alle ultime elezioni europee. Per Tajani, vicepresidente della Commissione europea uscente, la conta delle preferenze serve a niente e quelle prese al sud contano di meno perché al sud sono abituati, ha detto Tajani, a indicare un candidato. In compenso al centro, dove sono meno abituati, scrive Sgarbi, Simona Bonafè, uno dei volti renziani del PD, ha preso più voti di Tajani, 288.238 preferenze contro le 109.000 di Tajani, e anche più di Fitto nel preferenziale sud ne ha presi la Bonafè del PD. Si può dire che le preferenze sono andate ai capilista in diversa quantità, ma mi chiedo, quali sono i titoli e i meriti politici della Bonafè? In politica da un anno rispetto ai 20 di Fitto, in cosa si è distinta? Quale slancio ha spinto verso di lei gli elettori? Come dice il saggio Tajani, un dirigente è autorevole se ha le idee. Quali sono le idee di Bonafè? È bella, mi è simpatica, ma faticherei a indicarne una posizione originale. Di Tajani ricordo che era monarchico, di Fitto so che è democristiano, ma fra i tre non ha più idee Paolo Guzzanti, che ha preso solo 6.000 voti? In decine di occasioni ho verificato poi che il TAR agisce contro lo Stato e qui si passa ad altro argomento. A pagina 14 invece del Giornale va segnalato l'articolo di Andrea Acquarone sulla giustizia blanda. Il caso è quello di due ragazzine che uccisero Mirko Sacher, pensionato a Descato e poi ucciso per rabbia. Uccisero perché immature. E così viene giustificato il delitto. Per gli esperti erano incapaci di intendere. Due adolescenti un anno fa soffocarono un pensionato di Udine. Le perizie derubricano l'omicidio a questione di carattere. Sia al processo, ma quasi di certo l'eventuale condanna sarà minima. E lasciamo il Giornale per andare al Manifesto. Il Manifesto apre con State serenissimi, è ovviamente il titolo sulle vicende del Mose, ma anche sui giovani che tornano in piazza. La call center revolution, i giovani lavoratori sono tornati in piazza, il sindacato è ancora vivo, una manifestazione riuscita quella di ieri a Roma, migliaia di operatori dei call center hanno riempito i fori imperiali. No delocalizzazioni, basta appalti al massimo ribasso, le parole d'ordine, in una battaglia che vede alleate anche le imprese, tra i più agguerriti gli addetti siciliani e calabresi. Le cuffiette hanno attecchito molto al sud grazie agli incentivi e ai costi più bassi, ma proprio loro sono oggi più a rischio. E poi ancora in primo piano sul Manifesto, Euroalleanze cercasi, ora Beppe Grillo vira sui Verdi, parlare al telefono con Vula Zezzi, leader degli ecologisti europei, è stato meno facile che bersi una birra col simpatico Nigel Farage per discutere di alleanze. Ma in serata i Verdi europei si sono riuniti anche per valutare la proposta del capo del Movimento 5 Stelle. Oggi Casaleggio riceve una delegazione di grillini arrabbiati. Infine, sempre dal Manifesto, un Senato tutto sbagliato sulle riforme istituzionali, l'articolo di Massimo Villone, e alle pagine 8 e 9 il mostro della laguna, il Mose, gli articoli di Sebastiano Canetta ed Ernesto Milanesi. Crolla la facciata del Veneto, fondi neri, finanziamenti occulti, concussioni, complicità. La grande opera di Venezia, la più costosa del paese, è marcia. 35 gli arresti, scrive il Manifesto. Non è come Tangentopoli, è peggio, commenta Gianfranco Bettin, peraltro assessore di Orsoni. Così il sistema si è preso lo Stato, uno scandalo nazionale denunciato da anni. Vediamo però anche l'apertura del Foglio di Giuliano Ferrara. Qui si segnalano cose completamente diverse rispetto alla questione del Mose. Una chiacchierata del Foglio con Luigi De Siervo, 45 anni, figlio del presidente emerito della Corte Costituzionale ed editorialista della Stampa Ugo De Siervo, fiorentino, lavora in Rai dal 99, da 4 anni direttore commerciale, da poche settimane alla guida di ADRAI, Associazione Dirigenti Rai, famoso a Viale Mazzini per aver fatto incassare all'azienda milioni di euro coi diritti del cartone animato Peppa Pig. Luigi De Siervo è amico da una vita di Matteo Renzi. Oggi è uno dei dirigenti Rai più seguiti. Il suo sindacato, ADRAI, di cui è presidente dal 21 maggio,
ha scelto di non aderire allo sciopero convocato mercoledì da alcune sigle sindacali contro i tagli previsti dal governo in Rai, 150 milioni per quest'anno. E segue la conversazione col Foglio sui tagli da fare secondo un piano, super manager dove infilare il bisturi e bla bla bla. Poi c'è un altro articolo, un'altra chiacchierata con il caporedattore del quotidiano britannico Sun di Rupert Murdoch. L'europopulismo è a rischio barzelletta anche nell'Inghilterra di Nigel Farage. Il capo della politica del tabloid di Rupert Murdoch ci spiega i guai del partito di Farage, lo UKIP, anche nei rapporti con Grillo e i suoi. Da lontano sembra una cosa sola, il popolare tabloid Sun e lo UKIP, entrambi populisti. Entrambi producono urla sguaiate. La sovrapposizione però non c'è, dice al Foglio Tom Newton Dunn, il capo della politica del tabloid, il Sun di Rupert Murdoch, più di 2 milioni di copie vendute, 5 milioni e mezzo di lettori. Newton Dunn non è sorpreso, fa un sondaggio al giorno per capire cosa pensa il popolo britannico, ma non si sbilancia sul contributo dato dal suo giornale, il Sun, alla vittoria di Nigel Farage. Forse c'è stato, forse no, dice il caporedattore del quotidiano britannico, ribadendo che l'appoggio ufficiale al partito di Nigel Farage non c'è stato, non ci sarà, soprattutto se in Europa lo UKIP va assieme ad altri populisti a rischio buffonata del tipo Beppe Grillo. Lasciamo con ciò il Foglio, anzi prima della pubblicità segnaliamo 2 editoriali a pagina 3, ancora manette e che palle, scrive il Foglio. Soluzione: o voi la smettete di rubare o loro la smettano di arrestarvi. Semplice, no? E altra idea, se gli emiri comprassero pure la RAI, all'Italia può essere venduta fra tagli e risanamento. Perché la RAI no? Vendiamola agli emiri, agli arabi. Dopo la pubblicità andiamo invece a Repubblica, Stampa e tutto il resto. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner?
22. E andiamo rapidi alla prima pagina di Repubblica. Si segnala qui il discorso tenuto da Barack Obama in Polonia. Cara Europa, la libertà non è garantita per sempre, aiuteremo l'Ucraina, Mosca lasci la Crimea. Ma anche naturalmente il commento di Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, che fa il paio con quello di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Anzi, è più deciso Giannini nell'invocare l'arrivo di Mazinga che sconfigge la corruzione. La grande ipocrisia, il titolo del suo pezzo. Cos'altro deve succedere per convincere la politica a muovere un passo inequivocabile contro la corruzione che torna a minare le basi della convivenza civile e della concorrenza economica? Con un gesto, dunque, con una legge, con la politica, intesa così, sa cosa vuol dire poi la politica, che deve sconfiggere la corruzione. Arriva Mazinga e mette tutto a posto. Secondo Alberto Statera, autore del secondo commento, è la mazzetta che riunisce il Lombardo-Veneto. Il regno Lombardo-Veneto si è ricomposto 200 anni dopo, nel nome della corruzione e del malaffare. L'Expo di Milano è a ruota il Mose di Venezia. Negli antichi confini del regno asburgico, le due più grandi opere d'Italia si saldano in un sistema criminale degno di Al Capone. Le mazzette e il malaffare hanno riunito il Lombardo-Veneto, scrive Alberto Statera, e in effetti bisognerebbe prendere spunto dai modelli del tutto trasparenti che invece vigono in altre regioni d'Italia, Calabria, Campania, Sicilia, lì sì che è tutto trasparente e pulito, non come nel Lombardo-Veneto. La Camorra controlla anche le liti condominiali a Napoli, forse quello è il modello più efficace, diciamo così, mentre secondo il magistrato Cantone non ci devono essere mai più deroghe sugli appalti, è il titolo della chiacchierata appunto con il magistrato anticorruzione di Repubblica. E sempre su Repubblica, poi in prima pagina, Adriano Soffri sull'India e l'albero della vergogna, un'altra ragazzina violentata e poi impiccata all'albero. Sono ben 15 le pagine che Repubblica dedica a questa questione degli appalti e delle mazzette, mentre La Stampa oggi è tutta avvolta in una prima pagina dedicata alla giornata mondiale dell'ambiente, con le figure di, in primo piano, Michelle Obama e Bill Gates, perché sono protagoniste di due interviste che occupano le prime pagine del quotidiano torinese di oggi, fino a pagina 6. Il mio sogno per il mondo è eliminare la fame in 20 anni, dice Bill Gates, che sfida le piaghe globali con la sua fondazione. A intervistarlo niente meno che il direttore, che sta di casa a Palazzo Chigi, come ci ha informato il Sole 24 Ore, cioè Mario Calabresi, uno dei renzianissimi. Non è vero che il meglio sia alle spalle, stiamo facendo grandi passi, dice Bill Gates alla Stampa di Torino, dice tante altre cose sulla povertà, l'energia, l'Expo 2015, sarò sicuramente a Milano il prossimo anno per partecipare, dice Bill Gates, e poi voltando pagina abbiamo Paolo Mastrolilli che intervista invece Michelle Obama. La mia sfida per l'America, dice la moglie del presidente degli Stati Uniti, aiutarla a mangiare sano. Nella prima intervista concessa a un giornale non americano, il privilegio lo ha ottenuto La Stampa di Torino, la moglie del presidente Obama ricostruisce le iniziative avviate per questa battaglia culturale, l'obesità infantile, la questione delle soluzioni per avere pranzi più nutrienti a scuola e più attività fisica e tutto ciò che appunto fa ambiente, ecosostenibilità e via dicendo. Poi naturalmente c'è spazio anche per il Mose di Venezia, a pagina 11 l'articolo di Gianluca Paolucci su uno dei personaggi coinvolti nelle indagini, il finanziere Roberto Meneguzzo e il suo sogno svanito del salotto buono del Nord-Est, il patron della finanziaria Palladio, tra grande finanza e contatti romani. Sognava di fare della sua Palladio la banca, la Mediobanca, anzi, del Nord-Est. Finisce in carcere come uno qualunque. Roberto Meneguzzo, 58enne da Malo, provincia di Vicenza, negli ultimi 10 anni si era ritagliato un ruolo nella finanza italiana. La rete di relazioni costruita negli anni ha portato nella compagine sociale della sua Palladio Banca Intesa San Paolo col 9%, il Banco Popolare, il vecchio patron dell'Anton Veneta Silvano Pontello e il Dominus di Veneto Banca Vincenzo Consoli. Partecipazioni di rilievo come il pacchetto di azioni delle assicurazioni generali custodito nel veicolo FT, joint venture tra la Veneta Ferac, animata da Palladio, e la torinese Fondazione Cassa di Risparmio Torino, il tutto finanziato da Veneto Banca. Un salottino che nel ricco nord-est voleva diventare la Mediobanca. D'altra parte, grazie alla cessione a Mediobanca della sua Palladio Leasing,
era partita la scalata di Meneguzzo, laurea a Venezia, specializzazione negli Stati Uniti. La rottura con Mediobanca segna l'inizio del declino del salottino buono del Nord-Est. 2012. Piazzetta Cuccia, Mediobanca, cerca di tenere insieme i pezzi di quello che fu l'impero Ligresti e individua in Unipol, cooperative rosse, le mani sulle quali consegnare le polizze di Fondiaria SAI. Tra l'altro con la Consob dell'ex sottosegretario berlusconiano Vegas che chiude un occhio, chiude l'altro, ne apre metà, ne apre un quarto, insomma è una storia abbastanza interessante, quella del berlusconiano che va a guidare la Consob, che fa passare, secondo quel che è l'accusa, poi vedremo se sarà fondata, ovviamente tutti innocenti fino al terzo grado, però anche la Consob è entrata forse per la prima volta nelle indagini sulla vicenda Unipol-Fonsai, cioè il matrimonio gestito da Mediobanca fra cooperative rosse e l'impero Ligresti in campo assicurativo, con la Consob che sta lì guidata da un ex berlusconiano o comunque da un sottosegretario all'economia del governo Berlusconi. L'autorità di controllo delle società quotate pare, secondo gli inquirenti, non aver fatto quello che doveva fare, cioè non ha visto. Comunque, detto questo, Piazzetta Cuccia, Mediobanca, individua nella Unipol le mani giuste, cooperative rosse, nelle quali consegnare le polizze della Fondiaria SAI di Ligresti. Palladio si allea con Matteo Arpe, ex Banca di Roma, e cerca di mandare all'aria i piani della banca d'affari con una controofferta sulle assicurazioni di Fondiaria. L'operazione non va, la compagnia dei Ligresti finisce alle cooperative rosse, anche in questo caso con una serie di strascichi giudiziari, e sul versante generali gli affari non vanno più. L'addio di Perissinotto, l'arrivo di Mario Greco fa venir meno il principale referente dei soci veneti e anche il veicolo AFT va verso lo scioglimento, il veicolo con cui Meneguzzo e la sua Palladio avevano azioni di Generali. Nel frattempo si scopre dalle carte dell'inchiesta Mose la Palladio faceva consulenza per il consorzio Venezia Nuova. In questa veste di facilitatore Meneguzzo combina l'incontro tra il dominus del consorzio Venezia Nuova Mazzacurati e Marco Milanese. Rispunta ancora lui, il consigliere dell'ex ministro Tremonti. Tramite Milanese vengono sbloccati i fondi del CIPE per il Mose. Da qui incontri, telefonate, appuntamenti e contatti ricostruiti dai PM per far arrivare a Meneguzzo e Milanese, anche lui indagato in questa storia del Mose, il compenso per il disturbo. In questo giro di contatti e soldi succede l'imprevisto, la verifica della Guardia di Finanza al consorzio Venezia Nuova. E ancora Meneguzzo che si attiva, stavolta col generale della finanza Emilio Spaziante, che guarda caso lo stesso giorno della verifica parte da Roma alla volta di Venezia. Anche lui è arrestato ieri. A lui sarebbero stati dati 2,5 milioni per il disturbo. I soldi finiscono anche al finanziere Meneguzzo, secondo i PM. In un'agenda di uno degli arrestati trovano l'appunto accordo Guardia di Finanza 2 a Meneguzzo 300.000 più 400.000 success fee, che sarebbe il premio di risultato nel linguaggio delle banche d'affari. Come una Mediobanca del Nord-Est, ironizza Paolucci sulla Stampa. C'è anche il filo rosso tra Venezia e Milano. L'ex manager di Expo 2015 Angelo Paris ha 271 telefonate all'uomo del Mose. Poteva mancare tra le conoscenze del professore gran maneggione degli appalti lombardi quella con Pier Giorgio Baita, presidente della società veneziana Mantovani, principale motore delle tangenti Mose? Certo che no. In un'intercettazione dell'inchiesta Gian Stefano Frigerio ne parla con un suo collaboratore che si dà un grande affare per combinare un incontro, indicato nelle ordinanze come mediatore, questo collaboratore di Mazzette. Inizialmente a Frigerio il nome di Baita non dice un granché, ma appena il suo uomo gli ricorda che la società Mantovani ha vinto un appalto di 1 miliardo a Venezia e si sono aggiudicati gli appalti Expo, Frigerio mostra come al solito di saperla lunga. Ho capito, è quello di Venezia, che la regione si è anche incazzata per uno sconto del 40%, ma loro cos'hanno? Un rapporto privilegiato col mio amico ex presidente della regione Veneto, cioè Galan, che adesso i magistrati chiedono di arrestare per uno stipendio da 1 milione di euro all'anno preso, secondo gli inquirenti da Galan, dai maneggioni del Mose. L'ingegner Baita, spiega l'uomo di Frigerio, mi conosce perché l'ho portato dove dovevo portarlo, mi ha chiesto e sta facendo altre cose, non perdo la faccia con lui. Dunque c'è un filo rosso che collega l'inchiesta Expo con quella ieri a Venezia. Potrebbe portar lontano. Uno che aveva buoni rapporti con Baita, Angelo Paris, l'ex numero 2 di Expo, interrogato ieri. Nelle intercettazioni emergono ben 271 contatti telefonici
tra Paris e Baita, il gran capo della Mantovani arrestato ieri, il che dimostrerebbe la mancanza di terzietà del manager pubblico rispetto a una delle aziende appaltatrici. Con ciò lasciamo la Stampa, andiamo alla prima pagina del Secolo XIX di Genova. Qui in tema di ladri ce n'è un'altra bella, il figlio che tradisce il padre. Il presidente della Cassa di risparmio di Genova, Berneschi, il quale era talmente furbo che, messo agli arresti domiciliari, dava disposizione alla segretaria su come imboscare i soldi. L'hanno messo in galera, nonostante l'età oltre i 70 anni. Il figlio tradisce il padre perché il figlio di Berneschi, il presidente della Cassa di risparmio di Genova, che ha rubato svariate decine di milioni di euro alla sua banca, perché il figlio tradisce il padre? Perché in un colloquio shock in carcere con la nuora che resta in cella, il figlio dice del padre: ha rubato come un pazzo, avesse preso solo 2 milioni. Francesca Amisano, la nuora dell'ex presidente Carige Giovanni Berneschi, di istinto sorride nel parlatorio del carcere di Pontedecimo, Genova. In cella da una settimana le danno la possibilità di incontrare il marito, Alberto Berneschi, e non sanno di essere intercettati. Ecco perché lei parte a razzo e chiede al marito, che è poi il figlio del presidente Carige, di mettere in sicurezza quasi 2 milioni scampati ai primi sequestri, finché non viene il peggio, quando entrambi si abbandonano a una serie di considerazioni su Berneschi senior, guarnite dal commento lapidario del figlio di Berneschi, che alla moglie dice: mio padre, quello è un pazzo, rubava, ma mica soltanto 2 milioni, dice il figlio del papà. Sono le 9:20 di giovedì 29 maggio scorso. Le cimici della finanza registrano tutto. Il giudice dell'indagine preliminare, Adriana Petri, respingerà la richiesta di scarcerazione avanzata dalla signora Amisano. Seguono le intercettazioni, a pagina 17 del Secolo XIX. Sarebbero da leggere tutte. Paghiamo la deficienza di quell'uomo un coglione, dice Alberto Berneschi a proposito di suo padre Giovanni, intercettato nel carcere di Pontedecimo mentre parla il figlio con la moglie detenuta Francesca Amisano, la quale dice al marito, parlando del denaro da spostare della loro società: se non l'avete già fatto, coi soldi facciamo quello che vogliamo fare, così poi non ce li tocca più nessuno. I due cretini parlano in carcere, non sapendo che lì ci sono naturalmente i colloqui intercettati. Ma almeno non lo sapevano Rosa e Olindo di sicuro, ma questi qua insomma forse ci potevano arrivare. Ancora, Adriana Petri, giudice dell'indagine preliminare, si pronuncia così su questa signora Francesca Amisano. L'indagata, a fronte della contestazione dei PM sul contenuto di documenti e appunti da lei redatti, ha fornito spiegazioni inverosimili. E ancora, la signora Amisano ad Alberto Berneschi, il figlio del patron del presidente della Carige: tuo padre è un pazzo totale. Alberto, il figlio, parlando del padre sempre con la moglie: sto cretino, dice del padre, questi soldi li ha sicuramente rubati e non sono 2 milioni, perché fossero stati solo 2 milioni nessuno diceva niente. Così alcuni brani delle intercettazioni, il figlio che tradisce il padre. Da segnalare ancora in prima pagina sul Secolo XIX di Genova: troppe tasse, almeno aiutate il cittadino a evitare gli errori. È un commento interessante di Massimo Scotton sul governo che ha trasferito ai comuni l'onere di cercare le risorse per la copertura delle spese. Questa azione dovrebbe identificare il cosiddetto federalismo fiscale. Non so dire se ciò che oggi accade rappresenti l'applicazione di questo progetto politico, il federalismo, o piuttosto uno strumento per spostare altrove senza eliminarla una quantità di spesa pubblica, ma oggi assistiamo a una ridda di imposte, tasse, adempimenti che nell'arco di un anno tormentano cittadini e imprese, nell'unica quasi certezza di sbagliare prima o poi qualcosa andando incontro a sanzioni. Altro che federalismo fiscale, scrive Scotton. A pagina 4 del Secolo XIX poi c'è un'altra storiella carina: 2 voti 50 euro, nei guai un consigliere di Forza Italia a Ventimiglia, anche 2 pregiudicati fra le persone coinvolte. Nella città di confine, Ventimiglia, tra i primi comuni della Liguria e del nord Italia sciolti per mafia, all'indomani delle prime elezioni amministrative dopo il commissariamento si indaga per voto di scambio. A finire nel mirino di polizia e carabinieri che lo scorso 26 maggio avevano blindato i seggi di Ventimiglia,
In attesa del ballottaggio di domenica, quando saranno chiamati a sfidarsi il candidato del centro-sinistra Ioculano e Ballestra del centro-destra, a finire nel mirino della polizia e carabinieri una decina di persone, tra loro l'unico politico sottoposto a indagine, Emilio Galardini, Forza Italia, 270 voti di preferenza, il secondo più votato nella coalizione che sostiene la candidatura dell'ex vice sindaco Ballestra, PDL centrodestra. L'accusa, particolarmente pesante in un comune alla vigilia dell'elezione del nuovo sindaco dopo un commissariamento per mafia, è voto di scambio. Tra gli altri indagati, 2 noti pregiudicati di Ventimiglia, che secondo l'accusa avrebbero contattato famiglie di cittadini bisognosi. Alcuni ventimigliesi, che messi alle strette hanno già ammesso gli addebiti, confermano agli inquirenti di aver venduto il proprio voto alla modica cifra di 50 euro per ogni coppia di coniugi. L'inchiesta è nata dai controlli di polizia e carabinieri al primo turno delle elezioni amministrative, 2 settimane fa. Sempre dal quotidiano genovese, poi, la grande corsa del petrolio nell'Adriatico, siamo alla pagina economica, 40 compagnie pronte a trivellare nel 2015 nel Mar Adriatico, l'Italia potrebbe raddoppiare la produzione, ma l'opposizione alle esplorazioni è forte e così si fa avanti la Croazia, che non vuole perdere tempo. Fra 9 mesi siamo pronti a fare i primi contratti, dice Barbara Doric, direttrice dell'agenzia croata per gli idrocarburi. Da segnalare anche le pagine 14 e 15, la cronaca genovese, sequestrato il centro sociale Buridda, dopodiché corteo e assalto alla sede del PD, l'irruzione in mattinata, lo sgombero eseguito dopo 2 anni, poi la sfilata in città e l'atto vandalico contro la sede del Partito Democratico. A proposito di Partito Democratico, una questione che riguarda Burlando, la Piaggio, meno esuberi ma addio fabbrica, a Roma vertice fino a notte sulla Piaggio, più addetti nel futuro service, ma lo stabilimento di Sestri verrà smantellato e Burlando è finito nella giornata del vertice al centro della rabbia dei lavoratori della Piaggio. I lavoratori hanno considerato un affronto il viaggio del governatore ligure, il viaggio a Roma, a bordo di un P180 della Piaggio insieme ai vertici dell'azienda. Polemica che non capisco, aveva risposto il presidente Burlando. L'azienda non mi ha messo a disposizione un volo, cosa che avrei rifiutato. Ho ricevuto un invito dai vertici Piaggio ad andare con loro a Roma, utilizzando quell'ora di viaggio per discutere i dettagli della vertenza, con l'obiettivo di scongiurare una rottura. L'importante per me è rispettare il mandato che ho ricevuto dal Consiglio regionale a trattare per evitare l'applicazione del piano industriale che riteniamo inaccettabile. Abbandoniamo anche il secolo XIX di Genova e andiamo a dare un'occhiata al quotidiano Avvenire. Qui, tra le altre cose, c'è una notizia che riguarda di nuovo il nostro portafogli, la riforma del catasto. Il governo accelera. Per fortuna il vice ministro Casero, per fortuna nostra naturalmente, dice che la riforma del catasto la faremo in 1 anno, ma non chiederemo un euro in più ai cittadini. Ci fidiamo? Cosa ne dite? La riforma del catasto immobiliare sarà realizzata in 1 anno dall'approvazione del decreto, ha detto il vice ministro all'economia Luigi Casero, quale ha aggiunto che il carico fiscale complessivo dovrà restare immutato. Ma a pagina 25 di Avvenire c'è anche da segnalare un articolone, sono le pagine di cultura sostanzialmente, dedicato a Suor Cristina Scuccia, ovvero la star del talent show che va in onda su Rai 2, The Voice. Suor Cristina, sfida finale, titola Avvenire, un incontro con la religiosa, la suora, che è in gara stasera con altri 3 concorrenti sulla trasmissione di Rai 2. Resto coi piedi per terra e mi affido alla provvidenza. Ha tante cose da fare la provvidenza, effettivamente, anche guardare la gara di canto su Rai 2. Mentre il Comune di Milano ferma 2 sale slot, ma è scontro con Palazzo Lombardia sull'efficacia della normativa. Il vice sindaco di Milano De Cesaris sospende i lavori in 2 locali destinati a ospitare macchinette mangiasoldi e chiede alla Regione Lombardia di cambiare le modalità di autorizzazione di queste sale. Ma lasciamo anche Avvenire per andare a Milano Finanza. Milano Finanza si occupa del Mose sotto il profilo dei quattrini pubblici, a rischio più di 6 miliardi di euro. Questo è il valore del progetto da completare entro il 2016, è realizzato
all'87% ormai il Mose, quindi è in larga fase di avanzamento, mettiamola così, anche se il preventivo era 2 miliardi e siamo arrivati a più di 6. 6 miliardi è il valore del progetto da completare entro il 2016, che emerge dai conti 2013 della società concessionaria, il Consorzio Venezia Nuova. Intanto è aumentato il debito con le banche e la finanza indaga sui conti dal 2005. Il terremoto giudiziario scuote il consorzio che lavora all'opera. L'attivo circolante del consorzio Mose in miliardi di euro è di 6 miliardi 319 milioni, di cui lavori in corso 6 miliardi e 194 milioni, depositi bancari 9 milioni di euro. Gli acconti 5 miliardi e 6, i debiti bancari 452 milioni. Posizione finanziaria netta del consorzio negativa per 443 milioni. Fatturato 595 milioni, costi per servizi 567 milioni. Da Milano Finanza al Sole 24 Ore, qui abbiamo il rapporto della Corte dei Conti che dice un'ovvietà. L'Italia è schiacciata dalle tasse, dice la magistratura contabile. La pressione fiscale è oltre la media dell'Unione Europea e c'è il rischio di manovra, che ne dica il ministro Padoan e che non ne dicano, perché hanno scelto la via del silenzio, i vari esponenti di governo a partire dal Premier. Il rischio della manovra c'è, perché per raggiungere il pareggio di bilancio serve una legnata dello 0,5% del PIL nel 2015 e nel 2016. 0,5% del PIL, l'1% del PIL sono 15-16 miliardi, quindi sono 15-16 miliardi minimi di manovra. Strumenti come gli 80 euro in più sono soltanto surrogati, dice la Corte dei Conti. Serve una vera riforma fiscale. Auguri. Soprattutto al cittadino. Mentre chiudiamo con Italia Oggi. Nel 2014 la RAI non ha ragion d'essere, è il titolo del commento del direttore Pierluigi Magnaschi. È come imporre l'abbonamento a un tipo di giornale. Se non si lascia a un cittadino neanche la libertà di scegliere come informarsi e divertirsi, vuol dire che si vive in un regime totalitario. Gli italiani non se ne accorgono perché sono sempre vissuti al guinzaglio. Negli Stati Uniti, se uno volesse proporre la TV di Stato col canone obbligatorio esatto con la forza di un tributo, sarebbe accompagnato al manicomio. La radio e la TV di Stato sono un retaggio europeo che risale a quando il fascismo in Italia e il nazismo in Germania usarono la radio come strumento di condizionamento dell'opinione pubblica, che allora, specie in Italia, era prevalentemente vetero-rurale, non si era mai allontanata dal paesello e analfabeta, e quindi anche facilmente condizionabile da uno strumento che non esigeva la capacità di saper leggere. C'era il convincimento che la radio era uno strumento per lavare il cervello della gente. Se questa era la sua caratteristica, doveva essere messa in mano allo Stato, che in tal modo si ergeva a garante del non lavaggio del cervello, o meglio, del lavaggio del cervello per finalità statali. È di quegli anni, purtroppo per analogia con i vicini Italia e Germania, la nascita del monopolio radiofonico anche nella democrazia inglese, con la BBC, che perlomeno però è stata sottratta alle grinfie dei partiti. Non ha più ragione d'essere oggi la TV di Stato e quindi nemmeno il canone. L'altro commento in primo piano su Italia Oggi è quello di Edoardo Narduzzi. Il 46% dei giovani è disoccupato, ma soltanto perché 1 milione è già emigrato. È il disastro delle politiche del lavoro. E a pagina 4 di Italia Oggi c'è il servizio, l'intervista anzi di Edoardo Petti a Luca Ricolfi, tra i più acuti studiosi delle tendenze e dei mutamenti dell'opinione pubblica, professore di analisi dei dati alla facoltà di psicologia dell'Università di Torino, spirito critico della sinistra, attento ai temi del federalismo e della questione settentrionale, editorialista della Stampa. Così lo presenta Italia Oggi. Il professor Luca Ricolfi dice che il centrodestra è senza un Renzi. Ci vuole uno che riesca a trattare Berlusconi come il premier Renzi ha trattato D'Alema, e servono delle idee meno vecchie e meno confuse. Naturalmente il ragionamento del professor Ricolfi è più articolato, noi citiamo solo il titolo che riassume l'intervista, così come il titolo del pezzo della rubrica di Tino Oldani, che vale sempre la pena di leggere, La torre di controllo, pagina 5 di Italia Oggi. Per uscire dalla trappola del fiscal compact, cambiare 3 articoli della Costituzione.
Il suggerimento viene dal senatore Giulio Tremonti a Matteo Renzi. Infine, sempre su Italia Oggi, il commento a pagina 7 di Domenico Cacopardo. Non so se siano state pagate tangenti per il Mose, ma da tempo chiedo una due diligence, cioè un'analisi dei conti, sui costi sostenuti che sono abnormi. Basterebbe verificare quanto è stata pagata l'ora di un ingegnere o il metro cubo di cemento. L'abbiamo ripetutamente scritto su Italia Oggi, nel mezzo di un assordante silenzio, che la concessione pubblica per il Mose, affidata al consorzio Venezia Nuova, aveva diversi aspetti di opacità, sottolineando che era il caso che il ministro Lupi affrontasse il problema, disponendo una due diligence, cioè una accurata analisi sulle spese presentate allo Stato e da questo pagate al Consorzio Venezia Nuova. Al Ministero non se ne sono dati per inteso. Ora il coperchio sulla questione, lunga 30 anni, viene sollevato dalla magistratura, scrive Caccopardo. Con ciò noi ci salutiamo, non abbiamo il tempo di sfogliarci le prime pagine del Corriere della Sera e di Repubblica, tutte belle piene di articoloni. Comunque buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè